Salve, Doc. Oh, mi dovevo sedere proprio qui? Va bene. Sa, Doc, lei assomiglia tanto a un mio professore. Già, era un professore che detestavo. Anche lui sapeva mettermi a disagio col solo sguardo. Vogliamo parlare di me, d'accordo, d'accordo. La scuola? Doc non ha domande migliori da fare. Va bene, rispondo. Che modi? Cosa vuole che le dica? Era un incubo. Sì, io non avevo amici. I pochi che avevo, una volta scoperti questi miei, chiamiamoli atteggiamenti, fuggivano. Ero solo ogni giorno. Ah, e sedevo sempre in fondo alla stanza, nell'angolo più remoto. Ero il ragazzo solitario che sedeva sempre in fondo alla stanza. Mi sentivo sbagliato, costantemente sbagliato. E un giorno lessi quella frase: ciò che non ti uccide ti fortifica. Wow, pensai, bella, potente. Ma allora, perché ogni volta ne uscivo mortificato e non fortificato? Ma guardi, continuò così per anni e anni, io stavo impazzendo. Arrivai ad analizzare le cose più ovvie, a metterle in dubbio, fino ad avere ansia. Sì, mi chiedevo quando stavo bene, perché stavo bene e se era giusto stare bene. Sa, Doc, io quando sono preda del dubbio mi paralizzo. Sì, non riesco più a muovermi. È come se si muovesse qualcos'altro al posto mio. È come un sintomo, sì, un sintomo. Poi ci sono i pensieri intrusivi. Sa, Doc, non c'è niente di più intimo e personale di un pensiero intrusivo. Sono sgradevoli, irritanti, quanto di più personale possegga. E poi ci sono le compulsioni, che altro non sono esattamente quello che facevo prima. Solo che io, quando lo faccio, mi sento bene. Sì, mi sento bene. È come se mi depurassi. Non so spiegarlo a parole. Tutte le mie compulsioni sono forme di depurazione. Il vantaggio di essere me è che almeno vivo attraverso le ossessioni e mi depuro attraverso le compulsioni. Però non è sempre facile, sa? No, perché c'è sempre quella vocina nella mia testa. Sì, quella vocina che peggiora di volta in volta. La prima volta che ho sentito il bisogno di controllare un impulso è stato strano. Sì, guardi, ero seduto nella mia stanza quando all'improvviso ho sentito il bisogno di controllare se la porta era chiusa a chiave. Che importa se è chiusa a chiave? Cosa cambia? Sta di fatto che io mi sono alzato e sono andato a controllare ed era chiusa. E allora io sono tornato a sedermi e ho pensato, ma non ho controllato se era chiusa bene. Sa com'è, io allora mi sono rialzato e sono andato a controllare di nuovo. E indovina un po'? Esatto, era chiusa bene. Allora io sono tornato a sedermi ancora e ho pensato, ma e non ho controllato se era chiusa bene dopo aver controllato. E così via per altre 10 o 20 volte. Guardi, dottore, io stavo impazzendo. Io devo controllare, perché se non controllo succede l'inferno dentro di me. Io provo a resistere, Doc, glielo giuro. Ma c'è sempre quella vocina nella mia testa che peggiora di volta in volta. Fallo! No! Fallo! No! Fallo! D'accordo. Prima di uscire di casa devo controllare 1000 volte che la porta sia chiusa, che i fornelli del gas siano spenti, che le tapparelle siano abbassate. Se per strada incontro una persona che detesto, la prossima volta evito di fare quella strada pur rischiando di fare il giro di tutta la città. E se una persona mi accarezza una guancia, poi mi deve accarezzare anche l'altra guancia, altrimenti poi ci resta male. E in strada
devo evitare tutte le crepe, perché se le calpesto so che la giornata sarà una merda per colpa di quelle crepe. Quando vado alla macchinetta per prendere qualcosa, prendo solamente cose col numero pari. E se non ci sono cose col numero pari, li sommo. E se non fanno un numero pari, non le prendo proprio. Ehi, Doc, mi ha sentito? Ah sì? Mi dica, qual è l'ultima cosa che ho detto? Ecco, vede, è troppo distratto a prendere appunti. Così si perde dei pezzi, le cose più importanti, più fondamentali. Sa cosa le dico? Che io adesso devo ricominciare. No, per favore, insisto. E glielo ripeto solo una volta. Prima comincio e prima finisco. D'accordo? Bene. Allora... Salve, Doc. Oh, mi dovevo sedere proprio qui? Va bene, vado un po' più di fretta, va bene, allora. Sa, Doc, lei assomiglia tanto a un mio professore. Era un professore che detestavo, anche lui sapeva mettermi in disagio con solo sguardo. Come era la scuola, davvero una domanda migliore a fare. Era un incubo, già non avevo amici, pochi che avevo. Una volta scoperti questi miei atteggiamenti fuggivano. Ero solo il ragazzo solitario e sedivo sempre in fondo alla stanza. Nell'angolo più remoto, ero il ragazzo solitario che sedivo sempre in fondo alla stanza. Mi sentivo sbagliato, costantemente sbagliato. Un giorno la sicura frase, ti fortificavo. Oh, pensai, bella, potente, ma allora perché ogni volta ne uscivo devastato e non fortificato? Continuò così per anni. Io stavo impazzendo, arrivai ad analizzare le cose più ovvie, a metterle in dubbio, fino ad avere ansia. Mi chiedevo quando stavo bene, perché stavo bene, sta giusto stare bene. Salvatore, quando sto prendendo mi paralizzo, sì, non riesco più a muovermi. È come se si muovesse qualcos'altro al posto mio, come un sintomo, sì, come un sintomo. Poi ci sono i pensieri ossessivi, non c'è niente di più intima personale di un pensiero ossessivo. Sono sgradevoli di tanti quanti più personali possega. Poi ci sono le compulsioni, che altro non sono esattamente quello che facevo prima, solo che quando lo faccio mi sento bene, sì, mi sento bene. È come se mi depurassi, non so spiegarlo a parole. Tutte le mie compulsioni sono forme di depurazione. Il vantaggio di essere me che almeno vivo attraverso le ossessioni e mi depuro attraverso le compulsioni. Però non è sempre facile, sanno, perché c'è sempre quella vocina che mi sta guardando, la vocina che peggiora di volta in volta. La prima volta che ho sentito il bisogno di controllare il bisogno, è stato ero tenuto nella mia stessa quando all'improvviso ho sentito il bisogno di controllare se la porta era chiusa a chiave. Ma che porta se è chiusa a chiave? Che cosa cambia? Sta il fatto che mi sono alzato e sono andato a controllare ed era chiusa. Torno a sedermi e penso ma l'ho controllato se era chiusa bene, allora mi sono rialzato, sono andato a ricontrollare, indovina un po', era chiusa bene, allora torno a sedermi di nuovo e dopo aver controllato 10 o 20 volte io sto pensando, io devo controllare perché sono controllo, c'è l'inferno dentro di me. Io provo a restare doc, io lo giuro, ma c'è sempre quella vocina nella mia testa, quell'altra vocina che peggiora di volta in volta. Fallo! D'accordo. Prima di uscire di casa devo controllare 1000 volte che la porta sia chiusa, che i forni del gas siano spediti, a parelli siano abbassate. Sempre stato incontro una persona che detesto, la prossima volta evito di fare quella strada pur rischiando di fare il giro di tutta la città. Se una persona mi accarezza una guancia, poi mi deve accarezzare anche l'altra guancia, altrimenti poi ci resta male. In strada devo evitare tutte le crepe, perché se le calpesto, cosa giornata sarà merda per colpa di quelle crepe. E quando vado alla macchinetta per prendere qualcosa, prendo solamente cose col numero pari. E se non ci sono cose col numero pari, li sommo. E se non fanno un numero pari, non le prendo proprio. Ehi, Doc, mi ha sentito? O devo ricominciare tutto da capo? Signore e signori, benvenuti alla 12ª edizione del Festival dei Corti Teatrali Wilt Veneto. Wilt, Unione Italiana Libero Teatro, Veneto. Io sono Caterina Ricomini, presidente dell'Associazione Artistica Teatro delle Ortiche e presidente in carica del comitato Wilt Padova. Avete assistito alla messa in scena di Invisibili, il corto vincitore selezionato dalla giuria tecnica al Festival dei Corti 2025 ad Albaredo d'Adice. Gianluca Paradiso della compagnia Teatro delle Ortiche ne è autore, attore e regista. Il festival è un'iniziativa che si ripete da 12 anni a cura della Wilt Veneto. Vi presento quindi il presidente regionale Wilt Veneto, Paola Pizzolon.
Grazie, buonasera a tutti e grazie di aver scelto di trascorrere questo pomeriggio sera con noi. Dunque, il festival di quest'anno nasce dalla collaborazione di 3 compagnie di Padova, ovvero Teatro delle Ortiche, qui rappresentato da Caterina Ricomini, Compagnia dei Beati Pellegrini, rappresentata da Raffaello Cossu, che poi vedrete in scena, e il gruppo teatrale Il Canovaccio, qui rappresentato da Antonello Pagotto, che vedremo tra poco sul palco. Vogliamo ringraziare sinceramente le persone che hanno accettato l'invito di unirsi a noi e a partecipare a questa importante festa. Enrico Ventura, segretario di FITA, Federazione Italiana del Teatro e delle Arti, sezione Veneto. Grazie Enrico. Con noi c'è anche Fabio Zanella, presidente di FITA Verona. Anna Rita Di Muro, presidente ACLI Arte e Spettacolo di Padova, da lei ci arriva un saluto a distanza, oggi si trova a Roma per impegni istituzionali, quindi anche a lei grazie comunque del saluto, pur non essendo potuta venire. Un applauso anche a lei. E quest'oggi Wild Veneto si trova quasi al completo, ovvero in sala abbiamo Andrea Vinante, segretario Wild Veneto, Elena Tessari, referente colonna portante del nostro centro studi, Veneto. Caterina Ricomini, presidente Wild Padova. Alex Micheletto, presidente Wild Verona. Paolo Balzani, presidente Wild Vicenza. Gianni Della Libera, presidente Treviso Venezia, che è dietro le quinte. E naturalmente non possiamo salutare a distanza Alessandro Zandonella Maiuco, presidente di Wild Belluno, assente con giustificazione, ieri sera erano in scena, e quindi ringraziamo anche Ale, che è una persona che si dà tanto da fare. Ma adesso andiamo a celebrare il festeggiato di questa giornata, il teatro. Il 27 marzo è la giornata mondiale del teatro e questo evento rientra tra le iniziative organizzate per ringraziare chi rende vivo il teatro. Gli autori, i registi, gli attori, gli amatori appassionati, gli operatori tutti, tecnici, macchinisti, costumisti, scenografi, organizzatori, tutti, ma soprattutto voi pubblico, appassionato, fedele, curioso, presente e bisognoso di nutrirvi di bellezza. Viva il teatro, viva noi! Ogni anno viene affidato ad un'eminente personalità del mondo del teatro o della cultura il compito ed il privilegio di esprimere il proprio pensiero sul teatro e sulla cultura della pace. Questo messaggio viene tradotto, pensate, in oltre 50 lingue. Antonello Pagotto darà voce al prestigioso messaggio internazionale affidato quest'anno all'attore Willem Dafoe. Antonello Pagotto. Sono un attore, conosciuto soprattutto come attore cinematografico, ma le mie radici sono profondamente legate al teatro. Ho fatto parte del Wooster Group dal 1977 al 2003, creando ed interpretando spettacoli originali al Performing Garage in New York e facendo poi tournée in tutto il mondo. Ho lavorato anche con Richard Foreman, Robert Wilson e Romeo Castellucci. Ora sono il direttore artistico della Biennale Teatro di Venezia. Questo incarico, gli eventi nel mondo ed il mio desiderio
di tornare al lavoro teatrale hanno rafforzato la mia convinzione dell'importanza e del potere positivo ed unico del teatro. Al tempo del mio modesto inizio nel Wooster Group, una compagnia teatrale di New York, capitava che ad alcuni spettacoli del nostro teatro ci fosse pochissimo pubblico. Spesso la regola era che se ci fossero stati più artisti che pubblico, avremmo potuto scegliere di annullare, ma noi non l'abbiamo mai fatto. Molti membri della compagnia non avevano una formazione teatrale, ma erano persone di diverse discipline che si univano insieme per fare teatro. Quindi the show must go on non era proprio il nostro mantra, e tuttavia sentivamo l'obbligo di continuare ad incontrare il pubblico. Spesso provavamo anche durante il giorno e poi la sera mostravamo il materiale come un work in progress. A volte dedicavamo anni ad uno spettacolo, mentre ci sostenevamo con tournée di spettacoli più vecchi. Lavorare anni su uno spettacolo diventava talvolta noioso per me e trovavo le prove piuttosto faticose. Invece, mostrare i work in progress era sempre entusiasmante, anche se il pubblico esiguo rappresentava un giudizio implacabile sul livello di interesse per ciò che stavamo facendo. Questo mi ha fatto capire come, indipendentemente dal numero dei presenti, fosse il pubblico, in quanto testimone, a dare al teatro senso e vita. Come riporta il cartello nella sala da gioco, devi essere presente per vincere. L'esperienza condivisa in un tempo reale di un atto creativo, che può essere programmato e progettato, ma è sempre diverso, è certamente l'evidente punto di forza del teatro. Socialmente e politicamente il teatro non è mai stato così importante e vitale per la nostra comprensione di noi stessi e del mondo. Le nuove tecnologie, i social network, sono l'elefante nella stanza, in quanto promettono connessione, ma sembrano aver frammentato e isolato le persone le une dalle altre. Io uso il computer quotidianamente, anche se non ho social media. Ho persino fatto una ricerca del mio nome come attore su Google e ho consultato anche l'intelligenza artificiale per creare informazioni. Ma bisogna essere ciechi per non riconoscere che il contatto umano rischia di essere sostituito dalle relazioni con i dispositivi. Sebbene alcune tecnologie possono esserci utili, il problema di non sapere chi si trova dall'altra parte del cerchio della comunicazione è profondo e contribuisce ad una crisi di verità e di realtà. Sebbene internet possa sollevare interrogativi, raramente cattura quel senso di meraviglia che il teatro crea. Una meraviglia basata sull'attenzione, sul coinvolgimento e su una comunità spontanea di quanti sono presenti in un cerchio di azione e di risposte. Come attore e creatore teatrale, continuo a credere nel potere del teatro, in un mondo che sembra diventare sempre più divisivo, autoritario e violento. La nostra sfida come creatori teatrali è quella di evitare la corruzione del teatro in una mera impresa commerciale, dedita all'intrattenimento attraverso la distrazione, o in un arido custode delle istituzioni e delle tradizioni, ma piuttosto la nostra sfida è di promuovere la forza di connettere i popoli, comunità, culture e soprattutto di interrogarsi su dove stiamo andando. Il grande teatro mette in discussione il modo di pensare e ci incoraggia ad immaginare ciò a cui aspiriamo. Siamo animali sociali e biologicamente progettati per interagire con il mondo. Ogni organo di senso è una porta d'accesso all'incontro e attraverso questo incontro raggiungiamo una maggiore definizione di chi siamo. Attraverso la narrazione,
l'estetica, il linguaggio, il movimento, la scenografia. Il teatro come forma d'arte totale può farci vedere cos'è stato, cos'è e cosa potrà essere il nostro mondo. Bene, adesso entriamo nel vivo del concorso. Quest'oggi su questo palco si esibiranno 7 compagnie con 7 corti teatrali. Alcuni testi sono originali e scritti appositamente per l'occasione, altri sono estratti di spettacoli. Compagnie che arrivano da Treviso, Verona, Vicenza, Padova. Nelle brochure che vi abbiamo consegnato troverete notizie su quello che vedrete, ma soprattutto i contatti delle compagnie. 2 giurie, una giuria tecnica formata da Alice Pagotto, attrice, regista, formatrice teatrale, coach executive ICF e Scuola Europea de Coaching. Non so se l'ho letto giusto, Alice, perdonami, Alice Pagotto. Vittorio Attene, attore e regista, docente teatrale presso la Scuola di Teatro Recitando di Padova. Giovanni Beninato, docente all'Istituto Pietro Selvatico di Padova. Una giuria giovani, 5 allievi dell'Istituto Pietro Selvatico di Padova: Anna Paola Ormenese, Chanel Bortolato, Giacomo Dalaglio, Maya Bucur Kireghin, giusto? L'ho detto bene? Aurora Canova. Grazie. Iniziamo col primo corto in concorso. Compagnia Trapano Boss di Bovolone Verona. Costretto a tornare, il maestro è tornato a dare ripetizioni. Una nuova commedia targata a Trapano Boss, impreziosita dalla musica dal vivo delle Fave di Fuca, liberamente tratta dal romanzo A volte ritorno di John Niven. Uno spettacolo che mira a far riflettere divertendo, trasmettendo un messaggio universale. Basta veramente poco per fare i bravi. Regia di Davide Passaia e Pierluigi Perbellini. In scena Irene Serra, Marco Bonavigo, Davide Passaia. In paradiso c'è fermento, oggi torna il grande capo. Si è preso una settimana di vacanza, quando sulla terra eravamo in pieno rinascimento. Sì, il tempo in paradiso funziona diversamente. Sappiamo tutti com'è andata finora qui da noi e sappiamo benissimo che Dio si arrabbierà non poco e con l'ira di Dio non c'è da scherzare. Sì, pronto, qui la terza persona della Trinità, dica tutto. Cosa? No, ma guardi, io sono sicura che era domani. Il capo torna oggi? No, no, tranquilli, me ne occupo io. Sì. Dicono bene loro. Colomba, accogli il capo e fallo rilassare. Come faccio a farlo rilassare se sulla terra va tutto a scatafascio? Guerre, malattie, violenza. Non è giusto. Ok, mi devo calmare. Cosa fa calmare il signore? Dai. Caffè, mi serve del caffè. Cherubini, il caffè!
Kopi Luwak d'Indonesia. I suoi chicchi sono ingeriti e defecati dallo zimbetto delle palme. Speriamo che non sia un caffè di merda. Ce ne sono io, ti piaccio solo io, nascosto nello spazio, triangolo con l'occhio. Fonico, lo sai che questo stacchetto non mi piace, mi fa sembrare supponente. Che poi triangolo con occhio. Cioè, manco fossi un quadro di Picasso. Chi se l'è inventata sta bagianata? Sono una fotocopia di Russell Crowe e si vergognano a disegnarmi. Che c'è? Sono invidiosi? Oh, Colomba! Colomba, ben trovata! Allora, com'è andata la sua vacanza? Da Dio! E com'è stato di bello, eh? Mi lasci indovinare. Los Angeles. No, troppo caotica. Dove posso essere stato in vacanza io? Cattolica! Una garanzia! Beh, cara Colomba, che mi sono perso? Ecco, in quello stanzino, là in fondo ci sono i dossier degli ultimi 400 anni. Porco demonio, si sono dati ben da fare laggiù. Cioè, sono partito che c'era il Rinascimento, Leonardo da Vinci, Michelangelo e adesso i Beatles, che tra l'altro hanno dichiarato essere più famosi di mio figlio. I videogiochi, le macchine elettriche, ma però... E la roba più recente invece è sul suo Mac. Sul mio hamburger? Ah no, è un portatile! Beh, tanto mi ci vorrà un attimo a mettermi in pari. Essere onniscienti è una gran botta di culo. Beh, 15 secondi, mi metto in pari, vi cambio e arrivo. 15 secondi, mi raccomando. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Auschwitz, Guantanamo, Venezuela, Bosnia, Ruanda, Hiroshima, Nagasaki! Signore, forse è meglio assimilare tutto un po' con calma, non trovi? No! Mi metto subito al mio portatile e vediamo cosa hanno combinato questi emeriti figli di peccatori. Nazismo, comunismo, deterrente nucleare, guerra fredda, guerra calda, guerra tiepida, frodi fiscali, persecuzioni razziali, persecuzioni dei gay, fondamentalismi vari. Maria! In questo momento dovrebbe essere a Medjugorje, gliela chiamo? No, non Maria, la Madonna questa. È Maria, Ganja, Bamba, Erba. Ah, ecco perché mio figlio sta suonando la chitarra con Jimi Hendrix. Colomba, vai a chiamare il piccolo cappellone e digli che suo padre vuole fare 4 chiacchiere con lui. E poi preparati. Se tutto va come penso, ti manderò in missione in incognito. Tinta da Spirito Santo? Esatto! Ora vai, Colomba! Vola! Sì, ecco, io... I pay my dues, time after time. Ah! Il vecchio è tornato oggi. Cavolo! Me lo ero dimenticato. La roba di Jimmy mi ha impallato. Figliolo! Bambino! Mi hai fatto prendere uno squaio! Allora? Allora, figliolo, come ti butta? Ma come al solito, me la sciallo. Gioco a golf, suono la chitarra, mi dedico alle anime del purgatorio. Te ne prendi comoda, insomma. Beh, allora beviti questo bel bicchierotto d'acqua fresca. Oh, grazie. I've done my sentence.
but committed no crime. Mazza che schifo! Ma che c'è pisciato dentro? Cos'è sta roba? Questa è acqua del Gange prelevata fresca 5 minuti fa. Quegli imbecilli usano il fiume come una foglia. E non è tutto. Guarda qua, guarda la foresta pluviale. La stanno utilizzando come una dannata discarica. Nell'ozono c'è un buco grande come il mio d'Eretano. E non è tutto. Hai idea di come sia scesa in basso la morale etica del genere umano? E dai, papi, anch'io sono tornato da appena un mese. Senti, lo so che anche tu hai passato le tue, ma pensavo che in mia assenza avresti dato un occhio al lavoro del tuo vecchio, avresti tenuto in piedi la baracca. Beh, non è che i nostri facilitano le cose, eh? Cioè? Fondamentalmente si sono scissi in gruppi. Eh? Alexa, quali gruppi di cristiani esistono attualmente? Ecco alcuni dei principali gruppi cristiani presenti attualmente sulla Terra. Chiesa Maronita, Bizantina, Caldea, Ortodossa, Siriaca Giacobita, Siriaca Malancarese, Cattolica Palmariana, Cattolica Liberale, Cattolica Cinese, Cattolica Carismatica del Canada, Protestanti, Presbiteriani, Battisti, Metodisti, No. Anabattisti, Alexa, metti il 2 per. Pentecostali, Episcopali, Carismatici, Neocarismatici, Luterani, Chiesa Luterana Apostolica d'America, la Fratellanza dei Rimostranti, la Confederazione delle Chiese Evangeliche Riformate, i Pentecostali, la Chiesa della Santità battezzata col fuoco del Dio delle Americhe. Alexa, stop! La Chiesa della Santità battezzata col sacro fuoco del Dio delle Americhe? Ma chi se ne inventa ste baggianate? Alexa, quanti cacchio di gruppi e gruppetti ci sono? Circa 38.000. 38.000? La cosa è un po' sfuggita di mano. Sfuggita di mano? Cosa c'era da farsi sfuggire di mano in Fate i bravi? Beh, in effetti quello era un ottimo comandamento. Lo so, peccato che Mosè, bravo uomo, sia chiaro, bravo uomo, è arrivato sopra il Sinai e ha iniziato a lamentarsi. Sono salito fin qui per 3 paroline, fate i bravi, dettagliamole, facciamo una lista, 10 comandamenti. Ma il peggio è che ognuno ha iniziato a interpretarli, ad utilizzarli secondo propria comodità e bisogno. E adesso ci ritroviamo un mondo in cui ci si ammazza per un tozzo di pane invece di condividerlo da buoni fratelli. Già, però i super santissimi santi hanno convenuto su delle soluzioni che convergono più o meno su una. Cioè? Resettare il sistema e partire da zero. Contro Alt Canc. Un nuovo giorno del giudizio? Armageddon? I could stay awake just to hear you breathe. No, ripartire da tutto, zero, no. Certo abbiamo avuto periodi bui, ma abbiamo avuto anche periodi di florida prosperità. Non è possibile, ci metto millenni a mettere in piedi un pianeta decente, vado in vacanza una settimana e quando torno è tutto a scatafascio. E se ho ragione, so di chi è la colpa. Stai parlando di... Certo, ci ha messo lo zampino Lucifero. Bene, so cosa è successo e forse so come rimediare. Gesù, vai a prendere un paio di whisky. Uno per il vecchio, uno per il pischello, buono! Vai! Guerre, odio, omicidi, violenza. Certo, dicono bene loro, ripartiamo da zero. Sarebbe facile. Basterebbe alzare di un paio di gradi la temperatura del sole e saluta mia sorretta. Oppure un bel meteorite. Sbada, boom, filotto! Ma in fondo sono anche creature in grado di creare cose meravigliose, di donare amore. C'è solo una soluzione. Dovrò rimandarlo giù. Eccomi, papi! Il whisky della migliore marca! Grazie. Guardati, sei sempre stato un bambino meraviglioso. Ed hai sempre avuto un gran cuore. Papi, quando fai il nostalgico mi preoccupi. Figliolo,
Ci ho pensato. Dovrò rimandarti sulla terra. Cosa? Tu vuoi mandarmi laggiù? Beh, l'hai già fatto una volta, no? Ma sì, ma allora era più semplice. 2 o 3 trucchetti con i pesci, un paio di morti resuscitati e tutti ad ascoltare. Adesso hanno i prosciutti sugli occhi. Se guarisco un sordo, danno il merito ad Amplifon. Beh, sei il figlio di Dio. Di la verità e ti ascolteranno. Gira tra le genti, raccogli nuovi discepoli, rispiega loro i concetti di umiltà, di misericordia, di amore, rammenta loro il valore della vita. Non c'è un piano B, vero? Ma lo Spirito Santo sarà con te. Beh, dovrò cambiare nome. Ah, Gesù andrà benissimo. Ah, certo, perfetto. E giusto per facilitare le cose, mi farai nascere il 25 dicembre. Astro del cielo, Pargo divin. Sei pronto? Beh, berrò questo cavolo di amaro calice. Bene. E adesso? E adesso? Abracadabra. No. Scherzavo, non sono mica il mago Don Nascimento. Fuori dalle balle! E fu così che Gesù nacque di nuovo da una vergine. E probabilmente attorno al 25 dicembre, ma non ve lo confermerò mai. Il compagno di lei, come era previsto, andò su tutte le furie e la ricoprì di insulti e la abbandonò andandosene. Passano 32 anni e Gesù cresce in altezza, età, grazia, gusti musicali, artistici e ricreativi e torna sulla terra per continuare la sua missione. Teatro prova PS di San Bonifacio Verona. Nomi perduti. Lo spettacolo prende spunto dalla parte finale del testo Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella, in cui si narra delle drammatiche fasi conclusive del viaggio intrapreso da Samia, una ragazza del Mogadiscio che ha la corsa nel sangue. Samia vuole diventare una campionessa di atletica e rappresentare il proprio paese alle Olimpiadi per la liberazione delle donne somale. Regia di Graziano Coltri. In scena Anna Maria Sofia, Clara Sartori, Antonella Diamante, Graziano Poletto, Graziano Coltri. Servirà a niente, nessuna barriera. Lo sappiamo tutti. È una questione di vasi comunicanti. Si va dove si può sopravvivere, o si pensa o si spera di poter sopravvivere. Se no non c'è ragione per imbarcarsi in 70 su qualcosa che ne reggerebbe 15, rischiare di annegare, poi rischiare di essere rimpatriati, poi rischiare di essere malmenati. Se non ci fosse a monte un bisogno superiore a tutto questo. Questo lo sappiamo tutti. Non ci sono storie, non ci sono infingimenti possibili e neanche difese possibili. Forse qualcuno domani dimenticherà alla porta di casa una luce, dimenticherà
accesa alla notte e accesa anche al giorno che arriva. Accesa alla notte e inutile al giorno che passa, che una luce di giorno è accesa soltanto a chi guarda. «2895» è il numero sul pettorale di Samia Yusuf Omar. 19 agosto 2008, Stadio Olimpico di Pechino, batterie dei 200 metri femminili, seconda corsia. Samia, 4 corsie più in là la favorita, Veronica Campbell Brown, giamaicana. Taglierà il traguardo in 23 secondi e 4 centesimi. Vincerà la finale in 21 secondi e 70 centesimi. Samia arriva ultima in 32 secondi e 16 centesimi. È il suo record personale, un abisso in confronto alle altre atlete. Comunque la sua partecipazione è una soddisfazione morale importante, dimostra al mondo la forza di volontà e la dignità delle atlete somale. Samia Yusuf Omar, nata a Mogadiscio nel 1991, crebbe nel mezzo di una guerra civile. Suo padre, Omar Yusuf, fu ucciso con colpo di pistola al mercato di Baccara. Samia iniziò a correre fin da giovane, nonostante le violenze e i divieti imposti dagli estremisti che ritenevano inopportuno che una donna praticasse sport. Così correva per le strade con le maniche lunghe, i pantaloni della tuta e una sciarpa sulla testa. Vinse tutte le gare per dilettanti somale. Iniziò a partecipare alle gare per professionisti e con l'aiuto del Comitato Olimpico Somalo si qualificò per le Olimpiadi di Pechino 2008. 17 anni. Della gara abbiamo già detto. Al suo rientro ricevette numerose minacce dal gruppo islamista Al-Shabaab, che in quel momento stava prendendo sempre più potere in Somalia. Così scappò in Etiopia nella speranza di trovare un allenatore. Nel 2011, non essendo in possesso di documenti, fece quello che fanno molti profughi che scappano dalla fame e dalla guerra. Intraprese quel viaggio pericoloso, attraversò il Sudan, attraversò il deserto del Sahara, arrivò in Libia. In lei era ancora forte il ricordo di quella gara e c'era la nuova occasione. Olimpiadi di Londra 2012. Doveva riscattare quell'ultimo posto nella batteria di Pechino, ma servivano condizioni diverse, serviva libertà di movimento, serviva un allenatore, serviva il balzo verso l'Europa. Di fronte a lei il mare. Ed eccolo, il mare si muove piano, adagio, ci aspetta. La barca non è grande come immaginavo e noi siamo in tanti, uomini, donne, bambini, neonati, anziani. Sembriamo tante ombre eccitate e speranzose, ma non c'è paura nei nostri occhi, gli sguardi sono
troppo in prospettiva, guardano già a di là del mare. In tutto siamo circa 70. Siamo veramente tanti. Ombre silenziose. Nessuno parla, perché parlare significherebbe nominare la paura. E nominare le cose le fa esistere. Quindi per questa sera, questa notte, è meglio di no. Finalmente siamo partiti. La navigazione è agilissima, liscia, costante. Il mare docile si lascia perforare tranquillo dallo scafo. Qualcuno dorme, qualcun altro no. Io no. Finché ho potuto sono rimasta a prua ad ascoltare il vento. Finché il freddo non si è fatto troppo intenso e la notte troppo buia. Sono rimasta a prendere il vento e a guardare il nord, ad aspettare la terra della liberazione. È passato il primo giorno. Da mangiare non avevamo granché. Naturalmente non ci hanno fatto portare quasi nulla a bordo. Problemi di peso, hanno detto. Neanche l'acqua, che ovviamente al secondo giorno era già finita. Dopo 2 giorni così siamo stati costretti a bere l'acqua del fondo dei barili della barca. Fa schifo, però è tutto quello che c'è. Sto da sola, non parlo con nessuno. All'improvviso una ragazza si avvicina. Sei somala? Mi chiede. Non rispondo, faccio finta di non sentire. Sei somala? Ripete. Gli rispondo di sì con la testa, ma le faccio cenno che non voglio parlare. Voglio restare solo io, il mare e il mio futuro. Poi è successo. Non credevo potesse accadere, invece è accaduto. La barca ha rallentato e si è fermata. Non dovevamo essere lontano dalle coste italiane, eppure eravamo fermi. E siamo rimasti fermi per quasi 15 ore. E 15 ore, con l'adrenalina che avevo in corpo, sono un tempo che non si può nemmeno immaginare. Qualcuno ha iniziato a dare i numeri, qualcun altro a nominare Allah. I trafficanti sono saliti sul ponte. Erano 6 uomini e con i bastoni hanno riportato la calma. Se gridate, in Italia non ci arriviamo di sicuro. Dopo 15 ore, finalmente arriva la barca italiana e tutti insieme cominciamo a sbracciarsi, a saltare, a cantare e ci spostiamo tutti velocemente dalla parte dove è attraccata la barca italiana. Uno dei trafficanti con l'autoparlante ci grida: tornate ai vostri posti, la barca rischia di rovesciarsi. Poi tutto diventa chiaro, tutto si capisce. Non ci trainano, no. Uno si mette a gridare a squarciagola: no, siete dei bastardi! Come se la sua voce potesse arrivare fino alla barca italiana invece di perdersi da qualche parte tra i flutti che montano sempre più arrabbiati. Dalla barca italiana viene presa una decisione. Il capitano ordina di lanciare a mare delle corde nell'eventualità che qualcuno si butti. Le funi raggiungono l'acqua con tanti sordi splash, splash, splash. 10 splash per 10 funi calate tra le onde sempre più schiumose. Poi accade che dalla nostra bagnarola si butta a mare un uomo. Tutto si sospende. Nessuno osa più fiatare. Il tempo si dilata in questo silenzio sospeso. È attesa, è paura, ma un altro poco dopo lo segue.
Qualcuno grida di non farlo. Il mare è grosso, le onde ti mangiano. Guardo l'acqua, è mossa, è acqua arrabbiata. E da quando i due corpi sono in mare, le onde sembrano ancora più grandi, ancora più forti. Io sono vicina al bordo, guardo il mare, il mio mare. Poi guardo le corde e poi ancora il mare. E salto in alto come deve essere ogni salto verso la libertà. L'acqua è gelida ed è ancora più fredda di come sembrava da sopra. Raggiungo il punto più basso prima della risalita naturale. Apro gli occhi, sopra di me un mare di bollicine. Ci sono quelle piccole, quelle piccolissime che risalgono veloci verso la luce, verso la superficie. A destra e a sinistra le sagome scure delle due imbarcazioni. Do un colpo con i piedi, risalgo all'aria e cerco le funi con gli occhi. Non so qual è la barca italiana e quella nostra. Cerco di stare tranquilla e mentre tutto attorno al mare mi sommerge. La barca italiana è quella di sinistra. Faccio su e giù, su e giù. L'acqua mi culla e mi prende. Do un po' di bracciate potenti, più potenti che posso. Cerco di mettermi dritta e indirizzarmi verso le funi. Le funi, sono le funi la mia meta, il mio traguardo. Mentre sbatto le braccia contro le onde, mi canto in testa la canzone della libertà. Me la canto mentre faccio su e giù, su e giù. Provo a cantarla anche con la bocca, ma non ci riesco. E allora me la canto nella mente. Vola Samia, vola come il cavallo fa nell'aria. Sogna Samia, sogna come il vento tra le foglie. Vivi Samia, vivi come se tutto fosse un miracolo. Corri Samia, corri Samia, corri Samia. Samia Yusuf Omar muore nel Mar Mediterraneo il 2 aprile 2012 mentre tenta di aggrapparsi a una delle fune lanciate da un'imbarcazione italiana. Forse qualcuno domani dimenticherà alla porta di casa il suo nome, dimenticherà. Perduto alla notte e perduto anche al giorno che arriva. Perduto alla notte e al giorno che passa e consuma. Perché un nome perduto per sempre se nessuno lo chiama. Samia!
Adesso diamo agli artisti il tempo del cambio scena e colgo l'occasione per un doveroso ringraziamento agli sponsor che hanno contribuito con il loro sostegno alla realizzazione di questa iniziativa. Non è facile dopo aver visto questa cosa. Dobbiamo fare un caloroso grazie a Ali Supermercati, Ipermercati e Centri Commerciali di Padova, l'Agenzia Sottocasa Ufficio Patenti Padova, Rocca Sveva Vini della Tradizione Verona, Erovaste SRL organizzatore di eventi Padova, Alessio Elettrosicurezza Sistemi di Sicurezza Treviso, già partner di Wilt Veneto e del progetto Donne Wilt del Veneto, Fotoclub Rubano Padova, Manuela Rasotto e Roberto Rizzotto, fotografi oramai storici di Wilt Veneto. Adesso passiamo al terzo corto in concorso. Schio Teatro 80 PS da Schio Vicenza. Portano in scena L'Orso di Anton Chekhov. Un possidente e tenente di artiglieria in congedo arriva a casa di una vedova chiedendole la restituzione del denaro in quanto il suo defunto marito gli era debitore. La povera vedova non ne vuole sapere dato che è distrutta dalla perdita del marito, ma per il possidente Smirnov non ci sono santi, i soldi li vuole subito. Regia Greta Pianezzola e Giada Pretto. In scena Marta Roso, Nicolas Caruana, Chiara De Rossi. C'è uno che vuole vedervi. Ma gli hai detto che è dal giorno della morte di mio marito che non ricevo nessuno? Gliel'ho detto, ma non vuole intendere ragione. Io non ricevo. Gliel'ho detto, ma è un tipo un po' strambo, è già entrato in sala da pranzo. Va bene, senti, fallo entrare. Ma che maleducazione! Certa gente è così invadente. Bisognerà veramente che mi ritiri in un monastero. Già, un monastero. Ma fammi passare! Che razza di incompetente! Permettetemi di presentarmi, signora. Mi chiamo Grigori Golubev Smirnov, possidente e tenente d'artiglieria in congedo. Sono costretto a disturbarla per una questione di grande importanza. Che cosa desiderate? Ecco, il vostro defunto consorte, che avevo l'onore di conoscere, mi è rimasto debitore per 1200 rubli. 1200? Ma perché mio marito è rimasto vostro debitore? Nulla di che, comprava da me la biada. Luca, a proposito, non dimenticare di dire in scuderia che diano a Toby la doppia razione di biada. Sentite, se mio marito è rimasto in debito con voi, si intende, pagherò. Dopodomani tornerà dalla città il mio amministratore e allora gli darò ordine di pagarvi quanto vi spetta. Ma al momento non posso proprio esaudire il vostro desiderio. Inoltre sapete, oggi sono esattamente 7 mesi che è mancato mio marito e il mio stato d'animo è tale che non sono proprio disposta ad occuparmi di questioni finanziarie. Ma il mio stato d'animo è tale che se non pago domani mi ridurrò in camicia, mi sequestreranno le proprietà. E dopodomani
riceverete i vostri soldi. I soldi mi servono oggi, non dopodomani. Scusate, egregio signore, ma oggi non vi posso pagare. Dunque non potete pagare? Non posso. Sicura? Sono sicura. Sicura, è la vostra ultima parola? È l'ultima, sì. Beh, grazie! Grazie tanto, prendo nota! È come se non bastasse, dovrei mantenere il mio sangue freddo! Mi servono i soldi disperatamente! Sono partito stamattina, presto! Arrivo qui a 70 verste da casa, spero di ottenere qualcosa, invece no! Vengo accolto con lo stato d'animo! Come dovrei non arrabbiarmi? No, ma mi pare di aver parlato chiaro. Dopodomani, quando tornerà l'amministratore, avrete quanto vi spetta. Io sono venuto da voi, non dal vostro amministratore! A che accidenti mi serve un amministratore? Scusate il termine. Oh, scusate, egregio signore, ma non sono proprio abituata a queste espressioni. Non vi ascolto più. Ma guarda un po', lo stato d'animo, 7 mesi fa le è morto il marito e io li devo pagare gli interessi, sì o no? Che cosa faccio? Che cosa fa? Io resto qui, sì, resto seduto qui fino a quando non mi avrà dato tutti i miei soldi. Sì, oggi mi sento cattivo, sì, mi sento proprio cattivo, mi fremono le budella. Oddio, mi manca l'aria, mi sento male. Cameriera! Che volete? Portatemi del vaso o dell'acqua. Acqua. Ma pensate che razza di logica! Uno sta con la gola sul filo del rasoio e questa non paga perché non è disposto a occuparsi di questioni finanziarie. Autentica logica femminile. Mi vengono i brividi al solo pensiero di quanto mi ha mandato in bestia quello strascico di seta. Mi vengono persino i crampi ai polpacci. C'è da disperarsi. La signora è malata e non riceve. Vattene. È malata e non riceve. È malata e non riceve. Ma prego, non ricevere. Io rimango qui fino a quando non mi avrà dato tutti i miei soldi. Che razza di mal di testa mi sta venendo! Devo bere un po' di vodka. Cameriera? Che volete? Portatemi un bicchierino di vodka. Non c'è che dire, Ho proprio un bell'aspetto, tutto impolverato, spettinato. Ma chi se ne frega? Io non sono mica un ospite, sono un creditore. Per i creditori non è richiesto l'abito scuro. Vi permettete molte cose, signore. Che cosa avete detto? No, niente, dicevo tra me. Taci! Ci mancava questo balordo. Il diavolo l'ha portato. Sì, oggi mi sento tanto cattivo, così cattivo che ridurrò il mondo in cenere! Mi sento male di nuovo! Cameriera! Egregio signore, nel mio isolamento da tempo non sono abituata alla voce umana e a queste grida. Vi prego ardentemente di non turbare la mia quiete. Pagate e me ne andrò. Oh, ma ve l'ho detto con parole chiare. Oggi non dispongo di denaro contante. Aspettate fino a dopodomani. Quindi adesso non pagate? Non posso. Benissimo. In tal caso io resterò seduto qui e non me ne andrò finché non mi avrete dato tutti i miei soldi. Pensate che io stia scherzando? Oh, voi non vi sapete proprio comportare in presenza di signore. Io non mi so comportare. Io lo so benissimo come ci si comporta in presenza delle signore. E invece non lo sapete, siete un uomo maleducato e grossolano. Gli uomini per bene non parlano così con le signore. Sorprendente. Come ordinate che si parli in vostra presenza per caso? In francese? Bonjour, madame. Che bella giornata. E come sono contento che non mi date i miei soldi. E questo lutto, ma come vi dona? Ma tutto ciò è stupido e volgare. Tutto ciò è stupido e volgare. Signora, permettete, avrò visto più donne io in vita mia che voi passerotti. Per 3 volte, 3, ho partecipato a duelli per causa di donna. 9 donne ho abbandonato e 12 hanno abbandonato me. Ma là dove un uomo soffre e si dispera in amore, tutto quello che sa fare una donna è far roteare lo strascico di seta ancora di più e cercare di prenderti per il naso. Adesso
Ditemi la verità, in tutta onestà, eh? Avete mai visto una donna che fosse fedele e costante in amore? No, perché fedeli e costanti sono solo le brutte vecchie! Ma perdonate dunque! E chi sarebbe secondo voi fedele e costante in amore? L'uomo forse? Certo, l'uomo. L'uomo, fedele e costante in amore, sentite che bella novità! Dovete sapere che fra tutti gli uomini che ho conosciuto e che conosco, il migliore fra tutti era il mio defunto marito. Oh, sì. Nonostante dopo la sua morte trovai una scatola piena di lettere d'amore indirizzate ad un'altra donna. Ma io lo amavo e gli ero fedele e mi sono sepolta per lui fra queste 4 pareti e porterò il lutto fino alla tomba. Lutto, ma perché mi avete preso? Come se non sapessi per quale motivo vi siete chiusa tra 4 pareti e indossate questo bel domino nero, su via. Cosa? Che cosa avete appena detto? Vi siete chiusa tra 4 pareti. Ma non avete dimenticato di incipriarvi il naso? Oh, ma come osate parlarmi così? Fuori di qui subito! Datemi i miei quattrini e me ne andrò. Non vi darò un bel niente! Ah sì, me li darete? Non vi darò neppure un centesimo per farvi dispetto e ora lasciatemi in pace! Signora, io non ho il piacere né di essere il vostro consorte né di essere il vostro fidanzato. Pertanto non fatemi scenate! Non le sopporto. Vi siete seduto? Sì. Fuori di qui immediatamente! Non ve ne andate? No? No? No. E va bene. Luca, porta subito fuori di qui il signore. Signore, andate via! Taci! Con chi credi di parlare? Guarda che ti riduco a polpette! Mio Dio! Dov'è? Lascia! Non c'è nessuno in casa! Cosa? Sono andati tutti a prendere barche! Santo cielo, e voi andatevene subito! Non potreste essere un po' più gentile? Siete un villano, un orso grossolano! Che un cosa? mostro! Che avete detto? Siete un orso, un mostro! Che diritto avete di offendermi? Se vi offendo, pensate forse che abbia paura di voi? E voi pensate che essendo una donna avete il diritto di offendere chi vi pare e piace senza rimanere impunita? E io vi sfido a duello! Villano che non siete altro! Io non permetto a nessuno di mancarmi di rispetto! A duello vi sfido e non baderò al fatto che siete una donna e quindi una debole creatura! Orso! È ora di finirla con il pregiudizio che solo gli uomini debbano pagare le offese! Avete voluto la parità? E parità sia! A duello vi sfido! Alla pistola! Alla pistola! Molto bene, sono rimaste quelle di mio marito, vado subito a prenderle. E con che piacere vi pianterò una pallottola in questa vostra faccia di bronzo! Che il diavolo vi porti! La stenderò come un pulcino. No, signore, mi avete spaventato a morte e ancora volete mettermi a sparare! Oh. Ah, il duello! Questa sì che è emancipazione! Parità di diritti! Qui i due sessi sono alla pari! Però, che donna! Pianterò una pallottola in quella vostra faccia di bronzo! Che donna! Si era fatta tutta rossa! Gli occhi le brillavano! Che donna! Signore, andatevene via da qui, vi prego! Ah, questa sì che è una donna! Non una piagnona, non una poppamolla, ma un fuoco, un esplosivo! È quasi un peccato farla fuori. Basta, signore! Cosa abbiamo fatto per meritarci una cosa simile? Mi piace decisamente! Anche l'ira è passata. Che donna sorprendente! Ecco le pistole! Ma prima di sparare mostratemi come si usano, mai in vita ne ho tenuta in mano una. Vado a chiedere aiuto! Devo chiamare il cocchiere e il giardiniere! Cosa abbiamo fatto per meritarci una cosa simile? Vedete? Esistono diversi tipi di pistola. Le vostre sono tipo Smith & Wesson, triplice effetto, caricatore interno, bellissime pistola, signora. Scommetto che non le avrete pagato meno di 90 rubli al paio. Ecco, vedete, la pistola si impugna così. Che occhi, che donna! Così? Sì, ecco, così. Poi prendete la mira, il mento un po' indietro. E poi dovete soltanto alzare il cane
E premere questo affare qui è gioco fatto. Molto bene, sparare in casa non si può, andiamo in giardino. Benissimo, ma io sparerò in aria. Ah, non ci mancava che questa. E perché? Perché sono fatti miei, perché... Oh, non fate storie! Io non starò tranquilla finché non vi avrò trapassato questa fronte che odio così tanto. Avete forse paura? Sì, ho tantissima paura. No, voi mentite, perché non volete battervi? Perché voi mi piacete. Gli piaccio! Hai il coraggio di dire che gli piaccio! Su, forza, andiamo in giardino. Ascoltate, siete ancora in collera, giusto? Beh, anch'io, non pensate che... Però, insomma, allora... come glielo spiego? Beh, non è mica colpa mia se mi piacete! Allontanatevi, io vi odio! Oh, che donna! Allontanatevi, io giuro che sparo! Sparate! Sparate! Non avete neanche idea di che cosa significhi morire sotto lo sguardo di questi occhi meravigliosi! Sono impazzito! Volete diventare mia moglie? Voglio il duello! E io vi amo! Amo come non ho mai amato prima d'ora! 9 donne ho abbandonato e 12 hanno abbandonato me, ma nessuna di loro ho amato come amo voi! Allora, volete prendere la mia mano? No? D'accordo. Aspettate! Sì? Aspettate! Anzi no, andatevene, andatevene! Anzi no! Fermo! Aspettate! Aspettate! No, andatevene, andatevene! Oh, come sono furiosa! Sono furiosa, mi fanno male le mani per colpa di questo ordigno! Oh, santo cielo! Che fate ancora l'impanato fuori di qui? Addio. Anzi no! No! Aspettate! Aspettate! Oh no, allontanatevi da me! Oddio, come mi odio! Oh! No! Ma come mi sono ridotto? Sono insopportabile, non riesco nemmeno a guardarmi. Domani inizia la falcitura del fieno. Sono pieno di debiti da pagare. E poi spuntate fuori voi. Non me lo posso permettere. Oh mio Dio! Allontanatevi, oddio! Santissimo cielo! Luca? Di scuderia che oggi per Toby niente biada. Castello errante APS di Conegliano Treviso. Il corpo che non sono. La pièce nasce da una poesia che racconta la sofferenza di una giovane ragazza affetta da disturbi alimentari, che sopporta il peso del giudizio della società e vive in una condizione di solitudine e di incomprensione. La non accettazione del proprio corpo e del proprio essere è un tema molto delicato e purtroppo sempre più diffuso nei giovani dei nostri giorni. Di Lara Fizzotti e Anna Mutton, regia di Castello errante, in scena Anna Mutton.
Stamattina al supermercato mi sono amata per qualche secondo. Alla gastronomia un pezzo di prosciutto sul tagliere, grosso e sfigurato, come me. Avrei voluto essere io, farmi tagliare via dolcemente quei sottili petali di carne per sfinare la mia figura. Guardavo quel pezzo di animale morto, accarezzato dalle mani di un uomo. Potrei essere amata anche io come lui. Vorrei essere un prosciutto. Poi però una signora accanto a me: no, quello è troppo grasso. Mi dia 2 etti di quello magro da 26 euro al chilo. Ed ecco che il magro piace sempre più del grasso. Ho paura di rimanere sola, di essere dimenticata. Mi sento come se dovessi sempre fare di più, essere di più, come se il mio valore fosse condizionato da quello che gli altri pensano di me. Quando mi lasciano è sempre colpa mia. Non sono stata abbastanza interessante, abbastanza dolce, divertente. Non sono abbastanza bella. Io vorrei solo essere amata per quello che sono, ma non so come esserlo. Non so quanto basti. E se l'amore non fosse qualcosa che si guadagna o si merita, se fosse solo qualcosa che si lascia entrare, un qualcosa che non si può forzare, che non ha bisogno di prove. Che cos'è l'amore? E perché mi amano solo se ho una certa forma? Il seno deve essere grande, ovviamente, ma le gambe guai. Devono essere fine, toniche. Poi mi vogliono elegante a cena e puttana nel letto. E se io volessi fare l'amore con eleganza e camminare per strada come una puttana? Oh, e mi vogliono madre, certo, perché se non fai figli non sei una donna. Ma se io non volessi dei figli? Se io non potessi avere dei figli? Non lo capiscono mica, eh? Mi guardano e vedono una persona normale. Dicono che sto bene, che ho il corpo giusto. Non sono troppo magra e non sono troppo grassa. Sono nella media. Ah, che bello, sono nella media, dicono. Ma dentro non ci sono. È come una gabbia stretta, fatta di numeri e regole, di calorie, di pesi, di sguardi che non riescono mai ad incontrarsi con la realtà, dentro quel maledetto specchio che è la mia prigione. E mi viene da ridere perché loro pensano che anche se non perdo peso ho comunque un bel viso. Quindi non è un problema, no? Ma lo è. Il viso è solo 1/8 del corpo, secondo il canone di Policleto. La proporzione perfetta del doriforo. E 7/8 rimanenti? Le mie proporzioni, deformi e malate. Non ce la faccio più. Ogni boccone che mangio, ogni scelta che faccio, ogni giorno che passa è un atto di guerra. E non importa quanto mangio, quanto normale sembri, per me non basta mai. Nessun pasto basta mai. Nessun peso basta mai. Dentro di me sono un disastro, cazzo. Come faccio a essere felice di quello che sono se ogni riflesso che vedo non è mio? Non mi piace il mio corpo, non mi piace il mio viso, io non mi piaccio. E continuo a cercare di cambiare, di perfezionarmi, di aggiustarmi.
non so nemmeno cosa voglio. Voglio mangiare, voglio stare bene con me stessa, voglio essere normale. Che cosa vuol dire essere normale? Mangiare come tutti gli altri? O mangiare per non far preoccupare gli altri? Ma sentirmi un fallimento ogni volta che lo faccio. A volte penso che se solo potessi smetterla di contare quelle calorie, forse potrei essere libera, potrei essere amata finalmente. Ma ogni volta che cerco di accettarmi e di fare un passo fuori da quella gabbia, la porta si chiude ancora più stretta. E allora mi chiedo, chi sono io senza questa gabbia? Chi sono senza il controllo? Che cosa succede se smetto di controllare tutto? E se mi trovassi vuota? Allora forse è proprio questo che ho paura di scoprire. Che non mi piace quello che vedo, che non mi piace quello che trovo e che forse la gabbia in qualche modo è più sicura, perché dentro di essa so chi sono, anche se non sono me stessa. Mamma diceva che dovevo amarmi. La devi smettere di odiarti, smettila. Mi dava anche le sberle, ma non mi faceva male, lo giuro. Lo faceva per il mio bene. Diceva che dovevo imparare ad amarmi. C'era una canzone che le piaceva tanto. Maria Callas, nell'atto terzo di Andrea Chenier di Giordano. Cantava: porto sventura a chi bene mi vuole. Fu in quel dolore che a me venne l'amore. Deve essere questo il mio destino. In questo dolore a me verrà l'amore. Il mio amore per me. Sì, come cantava la Callas. Un giorno mi vorrò bene, mamma. Solo non oggi. O forse sì.
Colonna infame di Conegliano Treviso. Il mio nome è Anna. Una stazione ferroviaria anni 60. 3 persone si incrociano nella sala d'attesa. 3 storie, 3 destini che si incontrano, si scontrano. Una ragazza non più ragazza, un uomo sulla sessantina, buon padre di famiglia, una madre. Il treno è in ritardo. Così l'uomo e la ragazza raccontano un po' di loro, nell'inganno dell'attesa, seminando tracce della loro esistenza, mentre una madre con il suo bambino è in attesa di un viaggio davvero speciale. Solo alla fine la storia si compie e le parole diventano pietre, mentre la campanella annuncia l'arrivo del treno. La sala d'attesa come luogo reale, ma allo stesso tempo simbolico, come punto di passaggio, come partenza dove il viaggio può assumere il ritorno alla quotidiana futilità, oppure il viaggio di non ritorno. C'è davvero sempre una possibilità di scelta? E chi non ha potuto scegliere? Forse questo racconto è solo un altro modo di ravvivare la memoria collettiva, di raccontare l'umanità, per essere sempre consapevoli che il nostro ruolo qui ed ora, circondati dalle nostre comodità, non ci deve permettere di rimuovere il mondo malato che ci circonda. Produzione originale di Colonna infame. In scena Marianna De Bastiani, Martina Del Prete, Gianni Della Libera. Ancora una volta in ritardo, è la 4ª volta questa settimana. Ormai non sappiamo più quando arriveremo. Questa incertezza mi fa imbestialire. Se almeno si degnassero a dare qualche informazione, uno che sa, si mette il cuore in pace, sa che aspettare ha una fine, che dopo... Mi scusi, lei sta leggendo, non volevo essere scortese, pensavo di essere da solo. Con permesso. Guardando dal finestrino vedo scorrere le giornate all'indietro. È buffo, pensavo andare al contrario, ma è sempre così che succede se si sale dalla parte sbagliata. Oppure sono io che sono nata al contrario. Mi sto ingarbugliando. Il paesaggio scorre ed io vorrei affermarlo con le mani, con la testa e col pensiero. Mi scusi, non volevo disturbarla. No, non mi sta disturbando. Anzi, continui pure. Questo silenzio è monotono e noioso. Neanche una musica in sottofondo o un annuncio a cambiare la direzione del tempo. La sua voce che parla è già qualcosa. Mi capita spesso che sono talmente immersa nella lettura che la lettura diventa pensiero e il pensiero diventa voce. Così mi trovo come una cretina a sentirmi parlare, ridere e scherzare. Non mi pensi, Matt, ecco, forse un po' strana. Ho di nuovo perso il segno. Vabbè, visto che dobbiamo aspettare, tanto vale fare i compiti per casa. Allora, entrate il mese scorso 11.436 unità, uscite 11.025, quindi 411 in rimanenza. Arrivi previsti 12.200 il prossimo mese, 15.600 quello successivo. Se prosegue così alla fine dell'anno saranno 89.600, anzi 89.653 unità. E se tutto va bene, andremo a pareggiare a febbraio. Lei fa il contabile? Io non ho mai avuto dimestichezza con i numeri. Le parole sì, mi sono sempre piaciuti, ma i numeri proprio no. Le parole invece sono inafferrabili, pronte a mutare per un accento cambiato o per il colore della voce che cambia, o per una grossa risata che scoppia. Ecco, lei sembra bravo con i numeri. Sì, è vero, ma non faccio il contabile, mi dispiace. Ah. La vedo delusa. C'è sempre una delusione dietro una mancata aspettativa. Ma mi scusi, non sono nessuno per decidere che cosa faccia lei. Sono vecchi fogli, risalgono a... Mi aiuta a tenere di conto, mi aiuta a tenere la mente allenata, a fare in modo che il pensiero rimanga in equilibrio. È come su una linea che va da qui a qui. Così ogni volta che posso
Tiro fuori i miei appunti e faccio e rifaccio i conti. E finché il risultato è lo stesso, sono sicuro di essere sulla strada giusta. I numeri non tradiscono mai. E oggi i conti sono tornati? Alla perfezione. Sarà contento di non essersi perduto. Non contento, rassegnato. Qua non succede niente. Ha visto? Che cosa? Niente. Cosa sta leggendo se non sono inopportuno? È un diario, il mio diario. È così fitto di scrittura che delle volte faccio fatica di leggerne il contenuto. Ma mi piace tutto quanto è scritto. Me lo ricordo ancora. Me l'hanno regalato quando avevo 13 anni. Lì in mezzo agli altri pacchetti, questo quasi anonimo con un nastro giallo. L'ho lasciato per ultimo, pensando fosse una cosa preziosa. E immagini che faccia devo aver fatto quando ho scoperto che si trattava di un grosso libro pieno zeppo di pagine bianche. L'ho gettato sul divano, intenta com'ero a scartare tutti gli altri doni molto più adatti ad una ragazzina di 13 anni. Poi la sera l'ho ripreso per mano. Mi sono detta: conosco tanti ragazzi e ragazze della mia età, mi vogliono bene, ma posso dire di avere un'amica speciale? Ecco, in quel momento ho capito che questo diario sarebbe stata la mia amica del cuore. Gli ho persino dato un nome, Kitty, e da quel giorno non ho mai smesso di scrivere. Ma mi scusi, probabilmente la sto annoiando, è che lei ha una voce familiare e io difficilmente riesco a tenere la bocca chiusa. Non mi sta annoiando. Anzi, continui a parlare, ascoltare la sua voce è un modo per ingannare l'attesa, anche perché qui sembra che non succeda niente. Io non ho mai tenuto un diario, però avevo dei capomastri che compilavo con precisione certosina, sicuramente meno interessanti. Lei ha famiglia? Sì, mi sono risposato tardi e ho 2 figlie gemelle. Guardi che coincidenza, compiranno 13 anni proprio quest'anno. Lo sa che mi ha dato una buona idea? Potrei regalare loro un diario. Già, bella coincidenza, ma un diario a 2 ragazzine di 13 anni al giorno d'oggi, pensa che saprebbero cosa farsene? E poi lo stesso regala a tutte e 2. Non credo farebbero i salti di gioia. Lei non ha figli? No, però mi sono sempre piaciute le famiglie numerose. Quelle dove il vociare dei bambini si mescola col chiacchiericcio degli adulti e dove i discorsi importanti fanno da sfondo alle urla dei bambini intenti a contendersi una battaglia a cuscini. Ecco, la vita non mi ha dato questo, delle volte prende strade inaspettate e imprevedibili. Ma lei è ancora giovane, non è il momento di rassegnarsi, avrà ancora tante occasioni. Vedrà, troverà il suo principe azzurro e sfornerete tanti bei pardi. È che in realtà ho sempre voluto scrivere, fare la scrittrice, oppure il pane, fare la panettiera, fare il pane con la nonna era una cosa bellissima. Impastare con le mani la farina, un godimento interno che non le so spiegare, un brivido che percorreva tutta la schiena e poi vederle crescere nel forno e prendere forme diverse ognuna. Oppure potrei guidare i treni. Al giorno d'oggi molti mestieri da uomo sono fatti da donne. Oppure potrei aiutare gli altri. Oppure... E quanto parla? Questi sono discorsi da vecchi. Li lasci fare a loro, lei è ancora giovane, ancora tutta la vita davanti e chissà quante opportunità. È che in realtà è la storia che ha deciso per me. Lei di che cosa si occupa? Mi occupo di commercio. Ha visto il mio bambino? Lei chi è? Il mio bambino. Il suo bambino? Ha visto il mio bambino? Guardi che Mi scusi, con chi sta parlando? io con nessuno. Si sente bene? È un po' pallido. Sì, sto bene. Come le dicevo, mi occupo di commercio. E che cosa? Un po' di tutto. Lei ha bisogno di una cosa ed io gliela procuro. Ho molti clienti qua nella regione, per questo sono spesso in treno. Mi dà da vivere, non mi posso lamentare. Ah, pensavo fosse una persona studiata, che ne so, un dirigente di impresa o qualcuno con un titolo nobiliare. E invece sono un semplice venditore. Sembra delusa, ma ho studiato, sai, ai miei tempi, primo del mio corso. Grandi riconoscimenti. Ho fatto anche l'accademia. Certo che erano altri tempi. Avevamo le idee più chiare, c'erano solo 2 colori, bianco e nero. E avevamo tutti una grande responsabilità. Che bello deve essere stato avere delle responsabilità. Un onore sicuramente. Avevamo degli ideali e ci battevamo per quegli ideali. E come se ci battevamo? Io avevo scelto la carriera militare. Mi sembrava il modo giusto per aiutare a ricostruire il nostro paese, che non se la passava mica certo bene con tutte quelle rogne che si portava ancora addosso. Lei è un po' giovane, non ricorderà.
quelle lunghe margi, quella coralità che tanto avevamo sognato, ecco che in pochi anni sono diventati il nostro coraggio, la nostra missione. Eravamo giovani e invincibili. Anche Dio si era schierato con noi. Che bello deve essere stato sentirsi parte del tutto, essere guida ed essere guidati. Io il mio mondo l'ho vissuto dentro poche mura e qualche strada, poi solo mura, ma lo immaginavo, lo sognavo. E poi che cos'è successo? Non lo so, non mi ricordo. È come se i ricordi si fossero congelati. È come un vecchio film in cui le immagini vanno a sbiadire lentamente fino a scomparire, per poi ricomparire nitide solo oggi. C'è come un vuoto, ma non so se voglio ricordarlo. Lei però sembra avere dei rimpianti. Non è bello vivere con dei rimpianti, tolgono la freschezza del giorno che deve ancora venire. Io non ho rimpianti, ho vissuto del tempo che mi è stato dato, non ho disposto da altri, non ho deciso per altri. Ecco, ho vissuto le cose belle, di quello che è il dolore devo solo ricordarmelo. Lei invece sembra aver deciso e scelto, e chissà quante altre cose avrà vissuto. Ma lei crede che sia possibile avere tutte le ragioni del mondo e Dio dalla tua parte e tuttavia avere torto? Non credo nelle ragioni del mondo, né tantomeno che Dio se ne occupi. Ho imparato a mie spese che Dio è troppo spesso occupato o distratto e si dimentica di averci fatti a sua immagine e somiglianza. Eppure era una macchina perfetta. Tutto il mondo ci invidiava e ci temeva e tutto procedeva in modo inarrestabile. Certo, ci volevano dei sacrifici, ma questo selezionava comunque i migliori. E lei era tra i migliori? Io sì, avevo la mia parte, ma rispondevo ad altri. Lei è troppo giovane per capire, ma una meta ambiziosa e una soluzione finale esigono un'adesione totale, senza se e senza ma. Oh, non mi sembra totalmente libero chi decide di rinunciare a se stesso per un ideale. Io credo che ci debba sempre essere una possibilità di scelta. Lei non ha vissuto abbastanza per comprendere. Quando la vita di tutti dipende dalla parola di uno solo, tutto il resto non conta. Il progresso dell'umanità esige sempre qualche vittima a sacrificare. Il potere delle grandi responsabilità ha un costo da pagare. Che è stato pagato da altri, deboli, fragili, inutili. Esatto, perché il mondo potesse diventare... Entrate il mese scorso 11.436 unità, uscite 11.025, quindi 411 in rimanenza, arrivi previsti 12.600 il prossimo mese, verso il mese successivo 15.800. Alla fine i conti non sono tornati. Ma adesso sono qui, come mi vede, un uomo nuovo, ho una famiglia. Mia moglie sarà preoccupata del ritardo. E mi avrà tenuto la cena in caldo e le mie 2 bimbe saranno a letto che mi aspettano. Io adoro questa normalità. Potrei invidiargliela, sa, se potessi, la sua normalità. E le confesso che è proprio per questo che continuo a rileggere questo diario. Per non dimenticare tutti i volti che ho incontrato, le persone che ho amato teneramente come una ragazzina. Per non dimenticarmi delle cose belle, di quello che è il dolore, ricordarmelo. Chiedendomi dove fosse Dio, se ha lasciato che una ragazzina come me conoscesse l'orrore della vita senza aver conosciuto la vita. E dove fosse Dio, se ha permesso agli uomini di cadere in un destino di crudeltà e terrore. Ecco, non voglio dimenticare la bellezza, ma il dolore e l'orrore non lo posso dimenticare. Capisce cosa sto dicendo? Certo che lo capisce, comandante Joseph Kramer. Guardi che mi sta scambiando con qualcun altro. Il mio nome è Otto Henninger. Vuole vedere i miei documenti? Il suo volto non mi dice niente, è vero, ma la sua voce è scolpita qui dentro. Ed io non posso, non voglio dimenticarla. 15 febbraio 1945. È freddo fuori, è freddo dentro. I piedi nudi sulla terra gelida si arrampicano senza sosta. Margot se n'è andata, lasciandomi sola. Ed io non posso piangerla, che le lacrime bagnate sono un lusso che non possiamo permetterci. Ho la febbre alta, tifo dicono, mi stanno tutti distanti. So che non ne avrò per molto, ma forse è giusto così. No, non può essere giusto così. Sento voci e scarpe chiodate intorno a me, sento una voce, la sento chiara, la sua. Gettatela nella fossa insieme alle altre. Delle braccia mi afferrano senza pietà.
Pochi metri e poi il buio che scivola lentamente. Legga. Non è possibile. Sono vuote. Sabato 20 giugno 1942. Caro diario, bisogna che ti racconti brevemente la mia vita. Mio padre aveva 36 anni quando sposò mia madre, che ne aveva 25. Mia sorella Margot nacque nel 1926, poi venni io il 12 giugno 1929 e nel 1933 emigrammo in Olanda. Eravamo comunque in ansia per i parenti rimasti nella Germania nazista, ma i bei tempi finirono nel maggio 1940. La guerra, l'invasione tedesca e le sventure per noi ebrei. Oggi gli ebrei devono portare una stella gialla sulla giacca. Non possono salire in tram, non possono più andare in auto. Possono fare acquisti solo dove sta scritto bottega ebraica. Non possono trattenersi per strada dopo le 8 di sera. Non possono stare nel loro giardino o in quello dei vicini. Non possono più praticare sport. Non possono studiare soltanto nelle scuole ebraiche. Da qualche giorno poi sono iniziati gli arresti. Stanno portando via a gruppi tutti i nostri amici. Sono molto turbata. A presto, mio bel diario. Spero con buone notizie. Tua, Anna. Cosa volete da me? Io ho solo eseguito gli ordini. Ho fatto solo il mio dovere. Io ho solo eseguito gli ordini. È facile lavarsi la coscienza con queste parole. Quante volte le ho sentite parole, quante volte le hanno dette tutti. I soldati turchi davanti agli armeni, i serbi a Srebrenica, gli ustasci in Ungheria, i soldati russi davanti agli ucraini, gli americani in Vietnam. Le ho sentite a Sarajevo, a Gaza, in Ruanda, in Birmania, potrei andare avanti a lungo, sa? Ho solo ubbidito agli ordini. Io sono un soldato, sono un ufficiale, io ho solo fatto il mio dovere. Ho solo ubbidito agli ordini. E voi? Voi dove eravate? Dove eravate voi altri? Dove eravate voi altri? In arrivo al binario 18, il treno per Losanna. Ci scusiamo per il ritardo e auguriamo a tutti un buon Natale e un felice 1963. Teatri scoperti APS, Nervesa della Battaglia, Treviso. L'ingegnoso gentiluomo Don Chisciotte della Mancia. È la messa in scena del momento in cui Don Chisciotte torna in sé. Si riconosce come uomo, ma non come fallito. Vuole morire da saggio ed è consapevole che la sua pazzia passata è stata una scelta di libertà e idealismo. Nonostante la sconfitta, rivendica la bellezza di aver inseguito un ideale preferendo il vento in faccia al silenzio del cuore. Regia di Massimo Libero Micheletto ed Eliana Boschiero. In scena Eliana Boschiero, Massimo Libero Micheletto. Musiche originali Massimo Libero Micheletto, eseguite da Eliana Boschiero.
Dulcinea? Dulcinea? Parlami. Ti ho invocato nelle notti serene. Ho spaventato gli uccelli addormentati tra i silenziosi rami per chiamare te. Ho risvegliato i lupi montani. Ho appreso le caverne a riecheggiare invano il nome tuo. Adorato, parlami! Ho errato sulla terra, ho combattuto contro i mulini a vento e non ho mai trovato a te uguale. Parlami! Ti ho cercata scambiando sordide osterie per castelli. Ti ho cercata tra le stelle a venire. Ho contemplato il cielo inutilmente senza trovarti mai. Parlami! Guarda! I demoni a me attorno hanno pietà per me che non li temo e ho pietà per te soltanto. Parlami! Sdegnata se vuoi, ma parlami, dimmi. Non so che cosa, Dulcinea, ma che io ti senta per una volta ancora. È che il fatto è che ci hanno insegnato a recitare così. Ma qui c'è stata tutta la mia follia e dicono che sono folle. Il fatto è che ho cominciato una volta e ne ho letto uno e che a un certo punto ti viene come una smania, no? E ne leggi uno, e poi ne leggi un altro, e un altro ancora, e poi un altro ancora. E questa smania diventa come una sete, no? Una sete di siccità. E appunto ti si secca il cervello. E quindi hanno detto che io ero folle. Ma è follia? Forse inseguire l'amore? Dulcinea, è una follia inseguire l'amore, Dulcinea? Ma e il fatto poi è anche un altro, cioè il fatto che ci dicono che dentro qua, cioè questi qua, li hanno scritti delle persone che pensavano di sapere più degli altri. E quindi chi legge un libro pensa di sapere e di essere più degli altri. E invece noi dobbiamo essere tutti uguali, no? Dobbiamo essere tutti uguali, no? Cioè, viva Dio, la diversità. E quindi sono folle io, perché ho cercato di eroicizzare la vita, perché, appunto, come dicevo poc'anzi, ho scambiato puttane per principesse. Ma perché una puttana non può essere una principessa? Perché una sordida osteria non può essere, che ne so, un territorio di battaglia? No? Battagliare. Mi avete costretto voi, Voi. Eccoli qua, voi, eccoli. Voi, questi qua, questi seduti qua, Dulcinea. Questi qua. Ma se io dovessi dire
cosa penso di voi? Non lo direi, ma sapete perché? Semplicemente perché io non penso più, perché appunto il cervello mi si è seccato prima, no? Cioè mi si è seccato anni fa, quando con Sancho mi sono messo a errare, no? Cavaliere errante, l'Hidalgo, Don Chisciotte della Mancia, che lottava contro i mulini a vento, vabbè, che scambiava le pale per le braccia di giganti, ma la questione non è questa. La questione è che il nemico c'è ovunque, in qualsiasi anfratto, a qualsiasi angolo della strada lo potete trovare. Questo è il discorso che voglio farvi oggi, qui. E quindi io, Sancho, che non c'è più, e Dulcinea che sta dormendo e quindi può ascoltarmi benissimo, dedico tutto questo a tutti quelli che agiscono con il cuore, a tutti quelli che vedono giganti ad ogni angolo della strada, a quelli che lottano anche se sono appena stati sconfitti, ma che trovano ancora la forza di combattere. È una guerra persa, lo so, è persa, già in partenza, perché dentro quelli che vedete qui a terra c'è il segreto della felicità. E sapete qual è? Ve lo dice Don Chisciotte. Il segreto della felicità. È l'infelicità. È la malinconia. E sapete cos'è la malinconia? Branco di stronzi. La malinconia è la gioia dell'essere tristi. Musica! Il capannone di Padova, un profumo necessario. Nelle profondità più remote del cosmo vaga un piccolo asteroide, dal diametro di poche centinaia di metri, abitato da 4 bizzarri personaggi. Dalla sua sterile superficie di regolite nasce un giorno un piccolo fiore. Orazio è il primo tra gli abitanti dell'asteroide a scoprire la nuova forma di vita e ne è subito affascinato. Il suo odore gli ricorda infatti lo shampoo dell'amato Pancrobio. Regia collettiva Il Capannone. In scena Lorenza Fantuz, Renzo Nuti, Riccardo Martina, Vincenzo Foro Pastrelli. Dai, avanti Pancrobio, vieni. Vieni, brigati. Eccomi, Orazio, mamma mia, che agitazione, ma che succede? Sono uno stazione alla pelle. Che Voglio farti vedere una cosa. Che cosa? È una cosa bellissima. L'ho trovata io. Ed è un regalo per te. Un regalo per me? Sì. Orazio, sei sempre il solito. Sì. Sai come sono fatto, quando trovo una cosa bella mi viene voglia di regalartela. Dai, fammi vedere, dov'è? Che cos'è? È proprio qui dietro di me. Dietro di te? Sì, ed è una cosa che non si è mai vista sul nostro asteroide. Mai vista sul nostro asteroide? Che cosa? Detriti cosmici luminescenti. No. Polvere stellare. No. Una colonia di tardigradi. No, Pancrobio, ben altro. Te lo farò vedere. Solo se mi dai un bacino. Orazio, sei sempre... Mua. Dai, fammi vedere.
strisciata, longilinea, colorata. Ma può sentirci? Non lo so. Ci hai parlato? No, non lo so. Non so neanche che cosa sia. Non so se sia un essere vivente, o se sia un manufatto alieno, o se sia l'ultima allucinazione prodotta dalle esalazioni tossiche dell'asteroide. So solo che è bellissima e volevo condividerla con te. Orazio, sei dolcissimo, io mi commuovo. E non hai ancora sentito la parte migliore. Annusala. Ma è una fragranza buonissima, incredibile. Io non ho mai sentito nulla di simile. È più che buonissima, Pancrobio. È necessaria. E ha lo stesso odore del tuo shampoo. È proprio vero, è necessaria. Sì. Ed è vero, è il mio odore, ha l'odore del mio shampoo. Sì. Ma Orazio, sono così felice, come farò a ringraziarti? Beh, cosa succede qua? Niente. Assolutamente niente di strano, niente per cui stendere un verbale. No. Sono io l'autorità, agente. Decido io quando è il caso o meno di stendere un verbale. Già questo vostro assembramento, per esempio, potrebbe essere nocivo dell'ordine pubblico. Ma quale assembramento? Siamo in due. Sì. Due! Metà dell'intera popolazione dell'asteroide riunita in un unico punto. E vi siete riuniti per fare cosa? Sentiamo. Per giocare coi sassi. E per giocare con i sassi. Voi... Con quelli rotondi, beh. Cosa state nascondendo lì dietro? Niente. Spostatevi e fatemi controllare. Ma questo è gravissimo! Un'entità aliena apparsa misteriosamente sulla superficie dell'asteroide e con un aspetto inquietantissimo, chissà quali insidie nasconde. Bisogna assolutamente protocollarla, verbalizzarla, scheda... E voi? Cosa ci stavate facendo? Niente, no? Orazio l'ha vista, l'ha trovata e vuole farmi... E allora tu se l'hai vista, perché non hai denunciato seduta stante il ritrovamento dell'oggetto? Perché quando l'ho trovata dovevo andare in ufficio ed ero di fretta, passava l'autobus e... Simili stravolgimenti sorpassano gli impegni lavorativi e tu lo sai bene. Anche oggi qui la giornata comincia malissimo. Bisogna assolutamente che intervenga l'autorità competente. No, l'autorità competente no, per l'autorità competente sì, l'autorità competente. No, dai, provi ad annusarla. Sì, l'abbiamo fatto anche noi. Scriteriati! Io mi metto ad annusare un'entità aliena apparsa sulla superficie dell'asteroide. Vi è andata di volta il cervello? Ma no, è solo un po' di curiosità, l'abbiamo fatta e stiamo bene. Guardi, provi, non resterà deluso né tantomeno ferito. Allontanatevi! Procederò all'esame olfattivo. Esame olfattivo completato. Allora, è buono, vero? È necessario? Beh, adesso! Buono! Necessario! Non mi sembrano aggettivi adatti al contesto. Ecco, bisogna assolutamente che intervenga l'autorità competente! Ho ricevuto la PEC. Un altro turbamento dell'ordine pubblico, Autorità competente, per fortuna è arrivato. I qui presenti Orazio e Pancrobio hanno appena rinvenuto un'entità aliena comparsa misteriosamente sulla superficie dell'asteroide e vi hanno pericolosamente interagito tramite contatto olfattivo. Sempre voi due, quando c'è qualche problema in questo asteroide sembra a causa vostra. Siamo in 4 a vivere qua, voi due non sbagliate mai, quindi stiamo solo noi. Autorità agente, avete preparato il verbale di ritrovamento di artefatto alieno? Io stavo per mettermi. Sì, ma poi l'hanno usata. Sì. Nella verità? Unicamente ai fini di schedatura, protocollamento. Naturalmente. Sì, ma le è piaciuto? Sì, ne ha goduto. Silenzio! Voi due dovreste portare un po' più di rispetto verso l'autorità agente che ogni giorno mette a repentaglio la sua esistenza per salvarci da queste entità aliene.
L'autorità agente agiva entro i limiti del suo mandato di mantenimento dell'ordine pubblico. Autorità agente, qual è il suo risponso dell'analisi olfattiva? Il mio responso? Beh, io non sono sicuro di avere le parole. Io forse lo definirei necessario. Forse è necessario, autorità competente, che lei intervenga con un suo esame olfattivo indipendente dal mio. Ma si rende conto che quello che mi sta chiedendo esula dalle mie responsabilità ordinarie? Autorità competente, me ne rendo conto, ma la situazione è critica. Critica! La situazione è critica! No. Dichiaro in questo momento lo stato di emergenza per contaminazione aliena di superficie asteroidale. No. Autorità agente. Arresti Pancrobio Orazio. No! Di nuovo? Anche oggi! Reprima nel sangue! No, ma come? Aia! No, la repressione no! Sono proprio represso. Procedo con l'analisi olfattiva. Analisi olfattiva completata. È buono, vero? È necessario. È buono, è necessario. È allo stesso odore dello shampoo di Pancrobio. Ebbene, come dobbiamo agire? Permettete che vi ponga una domanda, miei cari concittadini. Da dove deriva, secondo voi, questo aroma che noi possiamo annusare tramite questo ente alieno? Io penso che lo produca esso stesso. Sì. Come l'autorità agente produce essa stessa il suo caratteristico odore di verze cotte. Come mi aspettavo, siete in errore. Dopo la mia analisi olfattiva e le competenze che ho in merito, ho stabilito che l'aroma viene dall'interno, da sotto. Beh, anche nel caso dell'autorità agente l'aroma viene dall'interno. Però si nervosisce sempre se la chiamiamo cavolina. E vi dirò di più. Proviene dal nostro asteroide, dall'interno del nostro amato asteroide. E questo ente alieno non è altro che un parassita che sugge e ruba quello che è nostro per inalienabile diritto. Ma è incredibile. Lei ha un intelletto gigantesco. Scusi, autorità competente, come fa a esserne così sicuro? Zitti voi, non avete nessuna competenza in materia. E giacché è stato unanimamente, mi pare di capire, non solo dichiarato buono ma necessario, dovremmo tutti adoperarci per poterne godere in misura maggiore. È giusto. E dunque proclamo in questo momento l'inizio di una serrata attività trivellatoria, di modo da trovare l'origine recondita della sostanza e produrne in larga scala. Trivellare? Su un asteroide piccolo come il nostro? Non è pericoloso? Sì. Zitti voi, piuttosto. Non avete sentito? C'è un sacco di lavoro da fare. Veloci, andare a prendere il trivellatore fotonico a impulsi. Perché noi? Per redimervi dalla vostra condotta disdicevole e sediziosa. Andate. Toglieteci le manette, non possiamo lavorare con le manette. Filare. Grazie. Saggia decisione, se mi permette, autorità competente. Spero sia la volta buona che quelle due teste calde imparano a comportarsi come si deve. Autorità agente, piano con le parole. Dobbiamo ricordarci che come comunità dobbiamo prenderci cura anche dei membri più riottosi e impenitenti. Eccoci qua. Oh. Va bene qua? Più vicino magari alla pianta? Va bene. Qui? La piantana è più avanti. Ah. Va bene. Prego, cominciate. Va bene. Ho preparato un bel discorso. Compaesani, concittadini, companettoni, una minaccia aliena è giunta sul nostro amato asteroide per sottrarci ciò che è nostro per inalienabile diritto. Ma la nostra competenza ha saputo trasformare la minaccia aliena in opportunità. Il ritrovamento di questa risorsa di inestimabile valore segna l'avvento di un'epoca di abbondanza e profumosa prosperità per il nostro asteroide, mettendo fine all'annosa crisi economica che ci attanaglia.
Secondo le stime del Ministero del Tesoro, il PIL pro capite potrebbe aumentare da 4 a 5. Applauso. Grazie al vostro sforzo risolleveremo le masse dalla povertà e dal fetore. E per masse intendo proprio voi due! Pancrobio? Torniamo su. Non possiamo fermarci adesso, Orazio. Siamo quasi arrivati all'origine del profumo, manca poco. Ma non senti tutti questi rumori intorno a noi? Non vedi tutte le crepe sulla parete? Abbiamo scavato tantissimo e se ci cala tutto addosso e restiamo qua, pensi che quei due verranno a prenderci? Dobbiamo essere coraggiosi, Orazio. Ricordati per che cosa lo stiamo facendo. Ti ricordi quando me l'hai comprato? Quel pomeriggio al Ticotà. Sì, eravamo andati a prendere il disgorgante per il lavello. Sì, solo che tu ti sei perso tra gli scaffali dei bagnoschiuma come tuo solito. Sì. Vedi, il loro profumo mi fa dimenticare l'amarezza che è vivere su questo squallido asteroide con quei due. Lo so, ma pensa come sarebbe bello il nostro asteroide se fosse avvolto in una densa nuvola di profumo. Sarebbe bellissimo. E allora scaviamo, Orazio. Scaviamo? Scaviamo e raggiungiamo il cuore profumato del nostro asteroide. Sì. E quando lo troviamo non gliene facciamo usare neanche un po'. Sì. Ce lo teniamo tutto per noi. Ce lo usiamo tutto noi. Forza, Ce lo usiamo tutto noi, va bene. Scaviamo. Va bene, scaviamo. Orazio! Pancrobio, dove sei? Sono qua! Oddio. Dove Vieni. sei tu? Sono qua. Eri qua! Sì, ma è pieno di detriti. Allora vengo io, aspetta! Orazio! Pancrobio! Cosa avete combinato? Siamo alle solite! Qui c'è un sasso bello grosso, prova a fare un salto! Sì. Autorità agente, avete compilato il verbale di disintegrazione planetaria? Provvedo subito! In integrazione al modulo di disintegrazione aggiungete una sanzione amministrativa per Pancrobio e Orazio per distruzione dolosa di corpo celeste. Autorità competente! Il blocchetto di mobili mi è sfuggito! Ora fluttua nell'immensità del cosmo! Allora dovremmo preparare un modulo per sbarrimento di mobili nell'immensità del cosmo. Aiuto, Orazio, sono entrato in moto orbitale! Orbita verso di me, Pancrobio. Autorità competente! Temo di essere sfuggito al campo di gravitazione! Sono in traiettoria di deriva verso lo spazio profondo! Autorità competente! Non mi lasci andare! Senza la tua competenza io non posso agire! E come faranno le masse da sole nell'immensità del cosmo senza qualcuno che le guida? Le masse! Le masse, Orazio, sono la soluzione! Come ho fatto a non pensarci prima? Dobbiamo soltanto trovare il centro di massa e orbitarci attorno! Bravo, Pancrobio! Meno male che tu stavi attento alle lezioni di fisica. Sì, avevo sempre 10 alle interrogazioni. Arrivo, ho imboccato la traiettoria giusta! Sì, troviamoci al perielio, dai! Arrivo a fare la mia mano! Siamo di nuovo insieme! Sì. E guarda cosa ho trovato. Annusa. Ancora l'odore del tuo shampoo. Finiti. Ancora un applauso alle compagnie che si sono esibite. Perché una cosa è leggere le proposte
arrivano. E un'altra cosa è viverle. Quindi ci sono state così tanti argomenti diversi, così tanti momenti profondi che credetemi che è complicato proseguire, ma continuiamo. C'è un piccolo... Facciamo ritirare la giuria? Sì, ecco. C'è un piccolo cambio programma in questo momento e adesso ve lo diciamo. Invitiamo le giurie a deliberare. Che parolone. Ecco. Le due giurie si ritirano per deliberare e scegliere quello che è stato per loro il miglior corto della serata. Buon lavoro giuria. Grazie. Buon lavoro. Un applauso alla giuria. Chiamiamo quindi il progetto Giovani Wilt Veneto sul palco. Per il progetto Giovani Wilt Veneto, Tommaso Balzani, referente regionale e nazionale del progetto. Qua c'è una lista infinita. Letizia Mecenero. Noemi Coluto. Coletto. Quindi lascio loro la parola perché oggi hanno scelto anzi questa giornata per darci una comunicazione molto importante, quindi prego. Certo, allora, volevamo fare un annuncio, oggi è una giornata speciale appunto, noi ricordiamo appunto la giornata mondiale del teatro, stiamo vedendo tutte queste compagnie da tutto il Veneto, noi del progetto Giovani, che siamo la comunità dei giovani della Wilt Veneto, abbiamo pensato di approfittare anche per annunciare, pubblicare una nostra carta, una carta dei valori che abbiamo scritto in questi mesi a partire dal campus che abbiamo fatto a settembre e poi abbiamo portato avanti, abbiamo scritto, riscritto, sistemato. Dietro a quel sipario c'è anche gente che appunto si è messa attivamente a scrivere e questa carta adesso è online proprio da oggi e la trovate nel QR code che si trova proprio nel volantino. Fondamentalmente di cosa si tratta? Abbiamo preso sei tematiche di partenza: tecnologia, emozioni, affettività, antagonista, partecipazione e tradizioni. Tutti questi temi che sentiamo attuali nella nostra sensibilità e da questi abbiamo costruito un percorso. In questa carta non troverete, diciamo, delle risposte, una teoria teatrale assurda, no, sono dei percorsi, degli spunti che vorremmo iniziare tutti quanti insieme verso appunto un teatro più aperto, un teatro più vicino alle persone e un teatro anche che valorizzi proprio l'aspetto emotivo. Abbiamo parlato di vari temi appunto e c'era questo filo conduttore appunto delle emozioni e lo trovate quindi appunto in questo QR code, è un PDF, non vi preoccupate, non vi rubiamo i dati eccetera, è un link normalissimo, quindi prendetelo pure e se avete appunto delle persone che potrebbero essere interessate, sono iscritte alla Wilt o anche non iscritte che magari vorrebbero entrare, conoscerci, troverete i nostri contatti nello stesso volantino, appunto c'è appunto un numero di telefono, una mail e vi invitiamo a leggerlo, abbiamo fatto tanta fatica per scriverlo, il titolo è Per un teatro libero e umano. Vi lascio la lettura. Puoi raccontare al pubblico in che cosa consiste il campus, perché parliamo al presente. Immagino e spero ci saranno ancora tanti campus, ma quello che è stato già fatto. Assolutamente. Magari raccontiamo loro in che cosa avete fatto. Allora, il campus è una sorta di laboratorio, di tavolo anche di condivisioni, dove giovani da tutto il Veneto, da tutte le compagnie della Wilt, si ritrovano e fanno appunto queste esperienze condivise. Non abbiamo una figura esterna di educatore oppure non so, qualcuno che appunto ci impone dall'alto delle idee. Le proposte partono dai ragazzi stessi. Naturalmente si inizia appunto nei primi anni che si muovono i primi passi. Oddio, non ho mai condotto un laboratorio, non ho mai fatto condiviso delle mie idee,
davanti alla mia compagnia, questi danno le possibilità per costruire questo piccolo percorso, che poi naturalmente andando avanti con gli anni si spera che appunto qualcuno poi prenda in mano queste iniziative e agisca in prima persona, e quindi abbiamo delle conduzioni un po' più strutturate. Quindi abbiamo questo weekend, quest'anno l'abbiamo fatto appunto, l'anno scorso, 2025, l'abbiamo fatto a San Mauro di Saline, la residenza creativa, e appunto abbiamo fatto questo weekend di 3 giorni, da venerdì, sabato e domenica, condiviso una serie di cose, e alla fine abbiamo fatto una restituzione. Con le residenze creative si conclude sempre con una restituzione, e che raccoglieva tutte queste esperienze, tutte queste condivisioni che facevamo. Non solo condivisioni a livello tecnico, quindi teatro corporeo, teatro giapponese, l'utilizzo della voce, ma anche proprio condivisioni da un punto di vista di idee, di valori. Abbiamo pensato anche delle tematiche, diciamo, che abbiamo parlato del futuro, del concetto del futuro, e che appunto è stato uno dei temi della tavola rotonda che abbiamo fatto sabato sera. Appunto non ci siamo divertiti, anzi eravamo seduti a discutere, ecco. Fondamentalmente l'intenzione è di farne un altro campus anche quest'anno, e appunto in un luogo ancora da definire, ma il senso è sempre lo stesso, appunto un luogo dove ragazzi da tutto il Veneto si ritrovano, condividono esperienze, idee, laboratori, e naturalmente poi sulla base anche delle richieste proprio del gruppo stesso. Ce ne sono tanti sparsi qua, quindi potete anche chiedere a loro in prima persona. È una cosa che è più da vivere che da raccontare, forse. Ci ho provato, spero di essere stato chiaro al 100%, ecco. In bocca al lupo! Un altro progetto che trovate nel retro volantino è il progetto Donne, in questo caso Wild Veneto, ma è un progetto nazionale che nasce più di 10 anni fa dalla volontà di una donna toscana che desiderava portare avanti un progetto che promuovesse il libro di Serena Dandini, Ferite a morte. Questo progetto vede la luce poco prima del Covid, ovvero lo vede in maniera massiccia e nazionale poco prima del Covid. È l'unico progetto che rimane in piedi, per così dire, anche durante il lockdown. È il progetto che vede più partecipazione, perché di fatto eravamo chiusi in casa tutti quanti, ma lì c'è stata una produzione incredibile di incontri, interviste, pezzi registrati e condivisi. È un progetto che, come vi dicevo, vede la maggior parte del tempo condiviso online e che vede coronarsi finalmente un incontro in presenza l'11 giugno del 2023. Con le date non sono molto brava. A questo progetto abbiamo partecipato le regioni del Veneto, il Piemonte, la Calabria, la Toscana. Abbiamo mantenuto sempre questo coordinamento insieme. Progetto che ad un certo punto sbarca nel Veneto. Un progetto che abbiamo voluto fortemente in Veneto e che ha visto l'anno scorso la condivisione, uno spettacolo in condivisione di più compagnie. Caterina scrive un testo raccontando la storia di una persona, di una donna veramente esistita, e riunisce più compagnie sul palco, non compagnie padovane ma compagnie anche del trevigiano e anche del veneziano, quindi è un progetto che sta cercando di ampliare tutte le tematiche del mondo femminile. È un progetto che naturalmente include tutti quanti, donne e uomini. Mentre noi passavamo del tempo davanti al computer a raccontarci, a creare interviste e quant'altro, molte donne eravamo al computer, molti mariti si prendevano cura della famiglia, cucinavano e pulivano casa. Quindi è un progetto naturalmente aperto a tutti. Vi invitiamo magari a seguire, perché ci saranno tante iniziative, le province si stanno prendendo cura delle proprie compagnie, è un progetto che sicuramente continuerà a far parlare di teatro, di donne e non solo. È appunto, come dicevo, l'altro progetto che vedete in retrocopertina. Ci sono i contatti, qualunque idea vi possa venire condividetelo, perché è uno spazio aperto a tutti.
Grazie. E per essere corretti anche con la giuria giovani c'è stato un cambiamento, mi dicevano i ragazzi, partecipano anche alla giuria Giada Costantini e Chiara Martinello, che erano in sala e che appunto hanno sostituito dei compagni solamente per informazione, per precisare l'informazione, perché poi saranno anche loro sul palco. Dietro ogni evento c'è sempre un popolo operoso che non sale sul palco, però è indispensabile. Allora, un ringraziamento va a chi si è occupato del buffet, perché le compagnie sono qui da stamattina e abbiamo avuto un momento conviviale organizzato dagli sponsor. E si è occupato del buffet Raffaello Cossu dei Beati Pellegrini, Daniela Zangara del Teatro delle Ortiche, Francesco Ieranò del Teatro delle Ortiche. Farei un applauso perché hanno gestito una cinquantina di persone. Poi all'accoglienza vuoi dire tu? All'accoglienza c'erano Elena Lessio, Claudio Nuvoletto, Emi Busana e Alessandro Giglio. Ringraziamo nuovamente Antonello Pagotto del gruppo teatrale Il Canovaccio per aver letto il messaggio della giornata mondiale del teatro. Un ringraziamento gigantesco perché hanno fatto un lavoro sovrumano, e ve lo posso assicurare, perché hanno dovuto tenere testa a 7 spettacoli, anche se erano dei corti dal punto di vista tecnico non cambia nulla. E parlano tutti, non è che parla uno della compagnia, parlano tutti, quindi complimenti ragazzi, i tecnici. Allora. E Pierluigi Cerbellini, grazie. Allora, Cristian Colombera della Gazza Ladra di Portogruaro, Pierluigi Perbellini di Trapano Boss. E c'è anche il piccolo Leonardo, ecco, che sta dovete imparando. sapere che il piccolo Leonardo è qui da stamattina e non ha fiatato. Aspetta, ci manca ancora un ringraziamento ad Alex, Patrick e Lia che sono alle riprese, anche loro sono arrivati in ritardo perché l'autostrada era chiusa, quindi anche a loro un applauso grande, arrivano da Belluno. Romy Emanuela alla fotografia, l'avevamo detto. Una cosa importante che ci tenevamo a dire riguardo le collaborazioni. Sul palco abbiamo parlato quasi su tutti gli spettacoli è stato affrontato il tema della condivisione e la comunicazione. Quest'oggi, questo festival ha fatto veramente tanta condivisione. Noi oggi stiamo facendo la nostra parte di unire. Già dal nome della nostra federazione, già lì parliamo di unione, e anche oggi il Festival di Corti riunisce anche delle associazioni. L'associazione Fotogroup Rubano si è resa disponibile a scattare delle fotografie. Oggi nasce un'altra collaborazione qui a Padova con un'associazione culturale fotografica che condividerà, speriamo ancora, degli eventi fotografici. Questo lo sapete, praticamente tutta la platea che mi guarda sa che lo si fa gratuitamente e per condividere e unire. Quindi anche a Fotogroup Rubano ringrazio tanto perché alla prima telefonata hanno detto noi ci siamo, quindi li avete visti girare. Adesso io vorrei qui accanto a noi la squadra, per piacere, non vi devo pregare, sul palco ci salite normalmente, su, venite su. Per favore Paolo Balzani, per favore Andrea Vinante, che così le persone vi conoscono, perché siete sempre dietro a un numero di telefono. Venite su. Sì? Vi facciamo conoscere le persone che lavorano in modo serrato anche per la WILT. Andrea Vinante, segretario del Veneto. Sì, molto.
mi vuole bene, mi sta dicendo che mi vuole bene sul palcoscenico. Paolo Balzani, presidente della compagnia Schio Teatro 80. Presidente della compagnia Teatro 80, il presidente del comitato di Vicenza, Wilt Vicenza. E allora presidente dell'associazione della Gazzaladra, per piacere. Perché di teatro si parla, giustamente. Esatto. Abbiamo qualcuno in sala che vuole unirsi a voi? Anzi, adesso dovete anche parlare. No. Sì. No. Cos'è il festival? Voi siete anche molto più vissuti di me, sul palcoscenico, ma soprattutto di corti teatrali. Li abbiamo vissuti tanti, Paolo. 2 parole. Allora, che cos'è un corto teatrale l'avete visto? Non è molto lungo intanto. No, intanto è una cosa breve, ma soprattutto si cerca quello che diceva prima William Defoe, cioè con poche cose di coinvolgere il pubblico e di rompere questa quarta parete in pochi minuti, in poco tempo, e portare voi quassù. Ed è tutto qua il teatro alla fine, no? Quindi il corto è la sintesi di tutto questo. Con questa sera secondo me sono riusciti veramente alla grande tutti quanti. Grande serata secondo me. Grande serata, grande partecipazione. Voi sapete che queste compagnie arrivano da più punti della regione e se posso solo dire 2 parole, per me è un privilegio rappresentare persone così, persone come quelle che si sono esibite. Per me è veramente un grande privilegio oggi, lo è stato anche negli anni scorsi, e questo festival sta sempre più crescendo. Diciamo che dopo quella chiusura obbligata è stato complicato a far salire di nuovo le persone, prendere coraggio. Quest'anno abbiamo dovuto a un certo punto dire non abbiamo più posto, altrimenti stiamo qui sul palco fino a mercoledì. Quindi provate a immaginare quanto sia bello, nonostante dire di no sia sempre molto, molto scomodo e molto spiacevole, però le persone hanno voglia di fare teatro, hanno voglia di partecipare, hanno voglia di condividere. E per noi naturalmente che lavoriamo per mantenere unita la squadra e il gruppo è un enorme regalo, quindi io ringrazierò sempre loro, ma voi che oggi siete usciti di casa pensando di venire qui a trascorrere un momento piacevole, ma state facendo molto di più. Qui si sta dialogando. Quello che diceva Paolo Balzani è certo. Sentivo una frase giorni fa che diceva che il teatro è un dialogo tra una persona o più persone in 2 territori differenti. E questa frase qua mi è rimasta impressa proprio perché oggi abbiamo creato qualcosa di molto forte, là dove molti oggi non ce la fanno a unire, noi il nostro lo stiamo facendo. Quindi grazie infinite di essere qui, grazie per supportare il teatro, continuate ad andare a teatro, non lo dico a voi che siete qui, ma naturalmente lo dico a coloro che faticano ad andare a teatro, quindi cerchiamo di essere contagiosi. Grazie. E grazie. Credo a questa Presidente che di energia ne ha da vendere e credo che abbia portato, da vendere insomma fino adesso credo che ne è venduta molta e di questo ti ringraziamo veramente tanto. Grazie a voi. Presentiamo Alice Pagotto, Vittorio Pene, il professore Giovanni Beninato. Questa è la nostra giuria tecnica. Appena sono pronti anche i ragazzi dell'Istituto Pietro Selvatico. Vogliamo sul palco anche Gianluca Paradiso che ha aperto il festival, qui in un angolino, però vieni pure sul palco. I Beati Pellegrini, c'è una rappresentanza. Scusate, siamo davanti agli attori. Okay. Allora, prima di proclamare prima di proclamare le compagnie scelte dalle 2 giurie, vogliamo donare alla giuria appunto un attestato di partecipazione a questo festival per ringraziarvi del vostro tempo, di aver voluto e deciso di condividere il vostro tempo con noi. Quindi diamo un piccolo pensiero appunto a ciascuno di voi. La giuria è indecisa su quali consegnare, prego.
I balletti sono indecisi. Prego, Anna Paola Ormeluse. Vai. Ok. Questa sera invece doniamo una copia del messaggio per la giornata mondiale del teatro letta da Antonello Pagotto. Diamo una copia a ciascuna compagnia. A leggerlo, giusto? È una bella idea. Mamma mia, Un applauso ancora ad Antonello. Scusa Paola, chiamiamo sul palco anche Raffaello Cosso dei Beati Pellegrini. Vieni Raffaello. Sta bene, Vi ringrazio moltissimo, ma sto seguendo. Ah, va bene, Enrico, comunque Raffaello Cosso dei Beati Pellegrini. E niente. Adesso è arrivato il momento. Allora, un rappresentante di ciascuna giuria leggerà la motivazione e il nome della compagnia da loro scelta. Prego. Prego. Allora, il vincitore di questa sera, devo fare live? Vai, certo che devi. È il corpo che non sono? Allora, le motivazioni dei giurati sono interpretazione tecnicamente ben sostenuta, forte impatto emotivo giustificato dall'esposizione in prima persona su temi socialmente sensibili, scrittura coerente ed analitica. Allora, noi abbiamo scelto il corpo che non sono. Allora, per il modo in cui si è messa a nudo, sia letteralmente che figurativamente sul palco, per la profondità del tema e la chiarezza con cui si è espressa, e anche per come ci ha colpiti nel profondo tutti quanti. Dovete guardare la
Evviva! Rimanete qui sul palco, ragazzi, che facciamo una fotografia tutti insieme. Speriamo, prego organizzatori, venite avanti, venite avanti. A questo punto Enrico si è ripreso, volevamo solamente dirvi, perché prima non c'è stato possibile, un attore della compagnia dei Beati Pellegrini si è sentito male e naturalmente la compagnia ha deciso appunto di non esibirsi, l'ambulanza, poi insomma. Fortunatamente Enrico sta bene, quindi un applauso a Enrico che insomma... Era un matrimonio che non sapeva da fare. Le ha studiate tutte. Dunque noi abbiamo finito anche se il pubblico non si alza, a meno che non vogliamo una replica del corpo. Allora io vi ringrazio tutti, se avete piacere c'è proprio un piccolissimo aperitivo giusto per brindare a questa giornata. E faccio la villana, se avete voglia di lasciare un'offerta non ci offendiamo e grazie ancora. Ciao a tutti, sono Anna Mutton e sono l'attrice del Castello Errante, una compagnia di Conegliano Veneto, e questa sera al Festival dei Corti che quest'anno ha avuto luogo a Padova ho recitato un monologo, Il corpo che non sono, che è un pezzo che ho scritto insieme a Lara Fizzotti, una ragazza molto molto sensibile, molto profonda, e parla di un tema purtroppo molto attuale, molto difficile, però del quale è importante parlare. È un monologo che parla di disturbi alimentari, dell'accettazione del proprio corpo, della sofferenza alla quale i giovani, ma in generale tutte le persone sono sottoposte oggigiorno. È stato un onore per me poter recitare qui e vincere, sono ancora senza parole. Grazie a tutte le persone che sono venute a sostenere questo bellissimo evento che tiene luogo anche una settimana prima, tra l'altro, della Giornata Mondiale del Teatro, quindi quale momento migliore se non questo per parlare di teatro e parlare di temi importanti con il teatro. Grazie a tutti. Salve, io sono Lorenza Fantuzze e faccio parte della compagnia teatrale Il Capannone di Padova. Noi siamo stati invitati qui dalla compagnia dei Beati Pellegrini e siamo molto contenti in realtà di aver partecipato a questo festival. È stato anche molto divertente, molto giocoso, un'occasione anche per conoscere un sacco di compagnie che non conoscevamo e anche per scambiare due parole insomma, con attori che vengono da altre parti del Veneto. Raramente si hanno queste occasioni, è sempre divertente anche perché poi magari si creano quei legami per cui poi ci si scambia, non so, vieni a recitare da me, vengo a recitare da te, è sempre molto piacevole, oltre che è sempre interessante perché si vedono altri spettacoli e altri modi anche di pensare il teatro. Che dire, su di noi, Compagnia Teatrale Il Capannone, siamo nati qui a Padova come compagnia un po' squattrinata di giovani che però ci tengono a provarci, insomma, e il modo in cui scriviamo gli spettacoli e il modo in cui abbiamo scritto anche questo spettacolo è in realtà molto giocoso. Di solito partiamo da delle improvvisazioni che facciamo insieme e se poi qualcosa ci piace di queste improvvisazioni lo scriviamo un po' collettivamente. Anche Un profumo necessario nasce collettivamente da giochi, da scherzi sulla scena e nasce, se
se una trama ci vuole essere, se un messaggio ci vuole essere, perché in realtà poi il fine è il gioco e il fine è far ridere, però se un messaggio ci vuole essere forse può essere quello di liberarsi un pochino di questa autorità che in qualche modo sentiamo premerci sulla testa e di cui sentiamo però in qualche modo anche la legittimità. Forse è un tentativo di mettere un po' in discussione se davvero c'è tutta questa necessità di qualcuno che ci dica cosa dobbiamo, cosa non dobbiamo fare, cosa dobbiamo, cosa non dobbiamo annusare, quale piacere possiamo o non possiamo adoperare, insomma, di quale piacere non possiamo usufruire. Ecco, questo è quello che abbiamo portato e grazie. Graziano Coltri del Teatro Prova di San Bonifacio. Nel Teatro Prova io curo la parte di narrazione, la compagnia teatrale gioca su 3 piani diversi, il teatro classico, il teatro di narrazione in cui l'elemento fondamentale è il narrare una cosa attraverso libri, attraverso musica, attraverso tutte le forme che possono in qualche modo evocare una storia, e infine abbiamo il teatro per ragazzi e i burattini. Io all'interno della compagnia mi occupo della parte dei burattini e della parte di narrazione. Oggi abbiamo portato in scena uno spettacolo che in realtà è frutto di 3 suggestioni diverse: il piacere di ascoltare della buona musica, il piacere di leggere dei libri, il piacere di giocare con le mani e di creare delle forme, e rendersi conto che tutto questo in realtà a volte si concatena in un'unica storia. E quindi questa sera abbiamo portato in scena la storia di Samia, questa ragazzina somala, storia drammaticamente vera di questa ragazza che cerca un suo momento di riscatto attraverso una fuga, è una fuga che le sarà fatale, per cui non riuscirà ad arrivare dalla Somalia, dove scappa, da dove fugge, all'Europa, e al suo sogno di ricorrere per la seconda volta alle Olimpiadi dopo aver portato il vessillo della bandiera somala nelle Olimpiadi di Pechino. E l'abbiamo fatto usando formati diversi, una canzone, la canzone di Gianmaria Testa, un tratto di un libro di Giovanni Cattozzella, Non dirmi che hai paura, attraverso le sculture che io mi diverto a mettere insieme, e mettendo insieme tutti questi elementi ne è uscita una storia che contiamo abbia fatto vedere come si può raccontare storie in modalità diversa. Relativamente alla serata dei corti, è sempre un piacere confrontarsi con altre compagnie, confrontarsi con approcci, stili, modalità diverse di raccontare cose. Noi credo che abbiamo portato la nostra modalità, altre compagnie hanno proposto le loro, chi più standard, chi più innovative. Comunque è sempre un piacere raccontare e veder raccontare storie. Buonasera a tutti, io sono Caterina Ricomini, presidente dell'Associazione Artistica Teatro delle Ortiche di Padova. Il mio collega Raffaello Cossu, presidente della Compagnia dei Beati Pellegrini di Padova. Io sono Antonello Pagotto, presidente del gruppo teatrale Il Canovaccio di Padova e regista della compagnia del gruppo. Ecco, tutte e 3 compagnie facciamo parte del comitato Wilt Padova e quest'anno siamo stati, scelti per organizzare il Festival dei Corti che ogni anno si ripete qui nel Veneto. Che dire, per noi è stata una prima esperienza a tutti gli effetti, sia l'organizzazione del festival, sia il lavoro sul palco, nel mio caso di presentatrice, per cui ero molto preoccupata, e poi come organizzatrice, perché mettere insieme delle compagnie che arrivano da regioni diverse non è detto che sia semplice. Comunque abbiamo collaborato bene. Sì. Ecco, sono una alla mia spalla, una all'altra, ma lo sono stati per gli ultimi 3 mesi, 2 ottime spalle. E io personalmente sono felice del risultato. Abbiamo ricevuto un sacco di complimenti per il livello qualitativo del festival e questo ci rende felici e orgogliosi. Non so se il mio collega vuol dire qualcosa. Beh, è stato un festival ben rappresentativo
della presenza regionale della Wilt, c'erano compagnie un po' delle diverse province venete e ci siamo divertiti molto per tenere alta la bandiera del comitato di Padova e credo che siamo riusciti a fare bella figura. Sì, credo proprio di sì. Tu Antonello cosa Dico, aggiungi? io non avevo mai avuto esperienze, diciamo, di partecipare o di essere parte, insomma, decisionale o quasi su un festival dei corti, e devo dire che mi ha interessato molto perché ho visto molti aspetti diversi, molti giovani coinvolti che hanno preso in mano anche dei testi abbastanza anche complessi, e quindi per me è stata una buona scoperta, insomma, ecco, sì, quello sì. Ecco, una cosa che ovviamente c'era l'aspetto concorso, ci sono stati 2 pezzi che in modo particolare si sono segnalati davanti a tutti. È stato premiato uno perché le 2 ovviamente giurie sono convenute sullo stesso, ma hanno toccato degli argomenti anche sociali molto importanti ed è piaciuto moltissimo anche il lavoro che ha fatto la giuria giovani, che è stata bravissima nel descrivere il problema dell'anoressia, delle fragilità psicologiche che oggi riguardano tanti giovani, dicendo ha avuto la capacità di mettersi a nudo. È stato il commento migliore che io ho sentito proprio come viatico per la scelta finale. Sì. Per cui almeno io faccio i complimenti al pezzo classificato, effettivamente ha commosso tutti, e poi credo che sia la prima volta che 2 giurie si trovano così concordi sulla scelta del pezzo più significativo. Però vorrei menzionare che c'era un secondo pezzo che infatti è stato all'attenzione di tutti, del Teatro Prova di San Bonifacio, sul problema dei migranti e di una atleta somala che muore mentre cerca di avvicinarsi all'Italia. Diciamo che proprio in questo periodo così anche un po' di confusione a livello proprio concettuale. Concordo con Raffaello perché a me è piaciuto molto il pezzo che hanno fatto sulla ragazza somala. Da un punto di vista scenico Sì, anche era splendido. Scenico, ma anche molto, anche dal punto di vista emotivo. Ah, sì. Perché io che ho assistito come tutti voi, cioè, mi sono immedesimato, il teatro ti aiuta ad entrare, se vogliamo, no? Il discorso che ho letto io il messaggio di William Defoe. William Defoe che ha fatto lui quest'anno per il teatro, per la giornata mondiale. La giornata mondiale del teatro, quindi sì. Io devo ringraziare Caterina e anche Paola e anche Raffaello che mi hanno dato ho avuto l'onore di poter leggere il messaggio del teatro. Leggere benissimo, direi. Beh, insomma. E con una bella voce, diciamolo. Diciamolo. Ma mi sa che se ci abbiamo preso gusto ci proponiamo anche per l'anno prossimo. Bisogna vedere se ci vogliono. Beh, comunque rimane un'esperienza, ecco, di lavoro condiviso innanzitutto, di opportunità, perché è inutile negare che nascono delle opportunità da queste occasioni lavorative, di scambio, di contaminazioni artistiche, e io personalmente è la cosa che preferisco. Il tutto corroborato da un ottimo buffet. Sì. Buonasera, sono Paola Pizzolon, presidente regionale Wilt Veneto. Oggi ci troviamo a Padova al Festival regionale Wilt Veneto di corti teatrali. Siamo alla 12ª edizione e sono felice davvero di questa conclusione di giornata davvero splendida. Le compagnie che hanno partecipato quest'anno sono 6 compagnie e devo dire che il livello era davvero molto alto, sia a livello recitativo ma soprattutto a livello emotivo. È stato un susseguirsi di racconti, di storie molto intenso, e non potrò mai ringraziare abbastanza le compagnie del lavoro che fanno per arrivare a questi livelli, ma soprattutto a questa intensità.
Ringrazio naturalmente gli organizzatori. Quest'anno Padova vede l'unione di 3 compagnie padovane nell'organizzazione di questo festival, quindi questo conferma ancora quanto l'unione faccia la forza. Non è una frase fatta, ma è un dato di fatto. Effettivamente tutto ha funzionato bene e spero che il pubblico sia stato bene, altrettanto bene come lo siamo stati noi. La vincitrice, perché parliamo di una sola vincitrice che riceve il riconoscimento della giuria tecnica, ma anche della giuria giovani, Anna Mouton della compagnia Castello Errante di Conegliano Treviso con Il corpo che non sono, vince entrambi i riconoscimenti della giuria, quindi porta a casa 2 riconoscimenti molto importanti e molto sentiti. Anche il pubblico era d'accordo, ha applaudito moltissimo questa pièce, ma è rimasto colpito in generale di tutte le proposte molto diverse tra loro, sia come numero di partecipanti sia anche come tematiche. Quindi io auguro a tutti noi un altro festival, un 2027 altrettanto ricco di proposte. Ci rivediamo a marzo 2027, ancora non sappiamo il dove, perché naturalmente ogni compagnia si propone, si candida per accogliere questo festival. Speriamo che le proposte che arriveranno siano molte. Grazie ancora, grazie del supporto, viva il teatro, viva la Wilt.